Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino. Starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni mare. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta. Senza aver paura. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Allora, ho deciso di aprire con questa bellissima canzone, con queste bellissime parole, Incontrarti fra 100 anni, e dedicarla a tutte queste persone, a tutte queste donne, a tutte queste famiglie disperate che hanno perso queste ragazze, queste madri, queste figlie, queste sorelle. Però poi non ne parlerò più. Ho deciso di non parlare più, assolutamente, perché penso, nel mio pensiero che ho fatto, che ci sia un'emulazione. L'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Cioè non è possibile. Io l'altra sera che ho salutato Papagino Cecchettin, gli ho detto, penso che lo sentirete poi dai servizi che vi farò vedere, che i Filippi ce ne sono ancora tanti, sono fuori. E non ero per niente ottimista. Il giorno dopo, purtroppo, ieri, è successo quello che è successo con un'altra donna, mamma, incinta, uccisa. Perciò io non ne parlerò più. Non voglio assolutamente più parlarne, ho questo pensiero terribile che ci sia un'emulazione tra certi Filippi, che non è possibile continuare così, assolutamente.
da parte mia parlerò di tutto quello che capiterà, ma sicuramente non sarà ancora la mia parola per cercare di far capire che forse c'è qualcosa che non va. Non sono pazzi, dicono, non so, uno che dà 20 coltellate, che butta fuori, che è proprio la porta proprio completamente distrutta col martello. Nessuno ha sentito, nessuno ha visto niente. Io non ne parlerò più, parlerò di Giulia, di questa bellissima mostra per ricordarle tutte, ma non dirò più niente. Adesso vi presento subito i miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Ivano Camarin, presidente del gruppo folcloristico trevigiano. Buongiorno, grazie Ivano di essere qui con noi. Veramente grazie. E saluto anche da Ancona collegato. No, arriva più tardi, avremo anche Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro, collegato da Ancona con noi. Si collegherà alle 9:30. Per darci anche lui il suo saluto, un'associazione importantissima anche questa. Allora partiamo proprio da Ivano Camarin. Ivano era presente l'altro giorno, proprio a lunedì, che abbiamo ricordato Giulia, ma era presente anche nella prima riunione. L'importanza di essere unite anche tra associazioni in un momento così drammatico, ecco, per cercare di abbracciare appunto queste famiglie che veramente sono disperate. Abbiamo visto questi genitori, no, distrutti di più. Cosa vuoi dire, Ivano? Sì, partire con questo argomento è un po' difficile. Mi dico, tornare un po' indietro come che si faceva una volta, aiutarsi. Era tra famiglie, quando chi aveva bisogno di fare dei lavori, quando che alle volte si trovava a far fioni, si parlava, si comunicava. Ecco, magari questo messaggio, ritornare proprio su questo, parlarsi, aiutarsi, e non magari, come che vediamo adesso, essere in preda a dei messaggi magari anche poco, no, buoni, ma insomma così. Per dire cosa, Mirella, come dici tu, trovarsi, aiutarsi e capirsi, perché se solo tramite parlandosi che si può capire il bisogno dell'altra persona, perché alle volte non è che serve chissà cosa, portare chissà cosa, ma magari un scambio di parole, capire la sofferenza dell'altra persona, capire anche a famiglia, delle volte aiutare la famiglia, perché è vero che tante robe purtroppo è perché a famiglia è poco presente, perché, ma non per voluto, perché deve magari andare a lavorare, deve fare tante robe, e quindi alle volte non si abbandona, ma viene meno a accudire i propri figli fin da piccoli. Ecco, sta roba qua bisogna veramente tornare indietro dove che c'è la famiglia, la mamma specialmente, che aiutava il figlio, che dava delle direttive, e adesso magari delle volte succede, si assa tutto il giorno magari davanti ai giochetti, chi va fuori, chi vuole, orari, ecco. Queste robe qua, secondo me, conta anche alle volte la famiglia. Le regole della famiglia. Allora sentiamo Rinaldo. Ciao Rinaldo. Rinaldo, ci sono da bere il caffè come al solito? Allora, visto che Rinaldo si sta bevendo il caffè, andiamo a vedere invece quello che fa il nostro Ivano Marin, andiamo a vedere questa danza, gruppo folcloristico trevigiano. Andiamo a vedere. È un corso che offriamo annualmente e gratuitamente al Museo Etnografico Casa Piavone, che è la sede del gruppo folcloristico trevigiano, rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni per formare quello che è il gruppo delle primule del folklore, che sono i bambini, i nostri allievi, gli allievi del gruppo folcloristico trevigiano. Un corso che permette ai bambini di insegnare e riscoprire le tradizioni popolari attraverso il gioco, il canto e la danza. Un percorso di condivisione e crescita nel segno della storia del nostro territorio, ma che ha risentito dello stop dovuto al Covid.
Per chiunque ci stia ascoltando e che abbia qualche nipotino vicino di casa, l'invito è quello di portarli al museo etnografico per riscoprirgli, per fargli scoprire insomma quelle che sono le tradizioni. Abbiamo una risposta, nel senso di genitori che comunque ci continuano a portare i propri figli e che ringraziamo perché sono loro la nostra fonte di partecipazione, insomma, però per chiunque altro volesse unirsi, insomma, siamo lì. Il corso inizierà sabato 15 ottobre. Per qualsiasi altra informazione trovate i nostri recapiti nelle pagine social del nostro gruppo e nel nostro sito, e l'invito è anche quello di scoprire quello che è il Museo Etnografico Casa Piavone, che è la nostra sede e la nostra fonte anche di ispirazione per tutto quello che riguarda la cultura popolare trevigiana. Allora, Ivano, una giovane ragazza, donna, un bel sorriso e i valori. Ecco, i valori che voi cercate di trasmettere a questi ragazzi, a queste ragazze, a queste famiglie che arrivano da voi giovani con i loro bambini. Ecco, come hai fatto? È una tradizione la vostra e dobbiamo ricordare anche chi? Gianfranco Crespan, il nostro fondatore. Quest'anno abbiamo 55 anni di vita sociale del gruppo, alti e bassi come che diceva il nostro presidente, però insomma se gireremo in Drio il gruppo, grazie anche al nostro presidente, ha costruito non solo materialmente, perché siamo riusciti a mettere in piedi con l'aiuto della provincia il museo etnografico, ma un gruppo che attualmente siamo quasi 60 soci, no? Che negli anni ha avuto numeri alti e bassi, come dicevo prima, ma è riuscito a creare proprio questo, portare avanti le nostre tradizioni come? Facendo aggregazione, credendo prima nelle famiglie, perché un ragazzino di 5-6 anni davanti a certi balli, a certi canti, non so che capi proprio che l'interpretazione, però fa amicizia, scopre il senso della musica, scopre stare insieme, come dicevi tu. La creatività, guardate la che creatività ha portato Ivano. Che dopo esatto, andiamo a scoprire, sono cose semplicissime che probabilmente hanno un effetto forte nella persona e nella famiglia, ripeto, sempre nella famiglia, perché parte proprio da là l'input di portare i bambini. Ecco, a noi ci aiuta a, come si dice, avere il futuro tranquillo, perché il tempo passa, il tempo corre. Io sono entrato 40 anni fa. Ieri? Ieri, pensavo proprio, esattamente, proprio ieri. E quindi è importante sì costruire materialmente certe cose, ma costruire anche sul futuro non del gruppo, ma su tutte le associazioni. Devi costruire il futuro. È dura, ma devi proprio lavorare su questo. Guardare avanti, come diceva il nostro presidente, mai fermarsi, guardare avanti. Ecco. È una fortuna che una trentina di famiglie e di bambini ne crede nella nostra semplicità, perché insegniamo qualche aneddoto, qualche canzone, qualche proverbio, insomma, di una volta. E c'è anche, come si dice, senti questi bambini che non hanno mai parlato dialetto, approcciarsi a parlare in dialetto o dire un proverbio in dialetto, e fanno una tenerezza che non ti dico, e ne dà soddisfazione. Perché Intanto volte... che Ivano pensa a un proverbio bello proprio in dialetto che dopo te lo dici, sì. E ora ascoltiamo Rinaldo che ragazza parla linea. Ascolta Rinaldo, guarda che non ti puoi fare linea dopo passare da bere il caffè e guardare la televisione, perché che si sente che continua a chiamarmi, dice sei sempre occupato linea, non riesco a ciappare linea, perciò se te metti anche a te, noi che ne veniamo fuori. Ciao Rinaldo. Ecco, un'altra volta. Niente, questa mattina è una gira. Allora, tu pensa al proverbio? Sì, no, allora, diciamo, i proverbi inizia proprio quei primi dell'anno, perché era di tradizione, se posso raccontare, di tradizione che il primo dell'anno a mattina i bambini, e qua solo i maschietti, andava per le case a augurare il buon anno, questo per cosa? Poi dopo riceva qualcosa in cambio
dei proverbi me ne sono scritto un bel pochi, Dai. perché magari diciamo uno o due, insomma, dai, Ivano, dai, che rallegreremo un po' stamattina. Sì, dai, che è una cosa semplice. Esempio, quello più semplice, bonin, buon anno, buon principio de anno. Dai, cos'è, cosa più semplice. Bonin, buon anno, auguri de pano, auguri d'argento, demme la buona man che andrò via contento. Cosa vuol dire? Mi raccomando, cioè mi vengono a farti auguri, però insomma in cambio dammi un qualcosa. Ecco. Bonin, buon anno, capeo de pano, bottoni de osso, demme la buona man, sino ve dosso, non dico cosa, insomma, era anche questo modo scherzoso, insomma, di dire... Di scherzare, quei proverbi. Ecco. Maria da Bovolenta, eccola qua, ciao Maria! Ciao Mirella e un buongiorno al tuo carissimo ospite, Buongiorno. che mi ricorda tanto anche quando che fa vedere le altre così. Scusa, parlo indietro perché mi trovo meglio. Vai, Ecco, e ora anche tutti i ricordi, e pensa signore Ivano che mi gona a Bambue, che ragazze di più di 60 anni, ieri torretta che aveva 8-9 anni, e adesso ancora qua, pensino sa meccare dieta in camera e ogni tanto la metto a posto. Beh, ti direi Mirella che a buon tempo anche quello bisogna fare ogni tanto, quando che c'è da fare. Ascolta Mirella, sembra stare robe, avevo sentito di tosa di ieri, guarda, ma se è possibile, guarda Mirella, mi ne sbaglierò, penso di sbagliarmi, ma non c'è pinia qua, non c'è più pinia. Questi qua devono essere in prima pagina, gli altri sistemi non andare in prima pagina, no cosita, massacrare sempre ste cose che tutto quanto, ma come si fa? Ma è possibile che gli studiosi, gli tanti scienziati che ne trovano un sistema per calmare sta roba, insomma, ecco. Perché guarda, non ne potevo più, addirittura anche altri anziani, magari che gli è qualche matto, torre a borsetta, roba, ecco, e bisogna guardarsi da Dio, insomma, a tutti quanti qua. Guarda, mi non so, magari faccio condoglianze a famiglia, perché guarda, una roba così, che vuoi passare in Nadai, che Nadai, parasito, fra che se stanca mai, che arriviamo a fine mese attenti, ma che questo, che st'altro, dimmi che Nadai, io non lo sento da anni, sto Nadai qua, ti Nadai, va bene, ora Mirella, ti saluto, tanti auguri al Signore che te è e tutti i tuoi ospiti. Tanti auguri di buon Natale a te e a tua famiglia, Mirella, e a tutti quanti. Ciao cara! Grazie cara Maria, grazie. Allora saluto anche Rossano Bartoli, presidente Lega del Filo d'Oro, collegato con noi da Ancona. Grazie veramente Presidente di essere qui. Questa mattina vorrei parlare delle cose buone, delle cose positive. Ecco, perché ho una strana sensazione, buongiorno. Presidente, buongiorno, che ci sia un'emulazione. Ecco, ho fatto questo pensiero perché non è possibile tutti questi numeri di femminicidi. Allora Presidente, cosa ci racconta questa associazione importantissima, questa fondazione, questa Lega del Filo d'Oro? Ecco, cosa ci racconta? Prego. Ma intanto racconto che oggi è il nostro compleanno, cioè auguri! Festeggiamo i nostri primi 59 anni, quindi è un'esperienza lunga a sostegno di bambini, giovani, adulti, sordociechi e persone con pluriminorazione e quindi delle loro famiglie. È un sogno che appunto nasce tanti anni fa e che oggi porta la Lega del Filo d'Oro ad essere presente in 11 regioni italiane, in alcune con centri residenziali e servizi territoriali, in altre, come nel Veneto, siamo con una sede territoriale a Padova. Quindi è un lavoro molto importante per queste persone, per le loro famiglie. Come si può immaginare, chi vive la condizione della sordocecità, vive in isolamento, ha bisogno di un contatto fisico per aprirsi al mondo esterno, e questo è quello che noi cerchiamo di fare con i nostri operatori, con i nostri volontari, e grazie anche al sostegno di tante persone, di tanti italiani di tutte le regioni che sostengono la nostra fondazione. Presidente, volevo sapere anche da lei, poi lo chiederò anche a Ivano Camarin,
Cosa ne pensa di questa burocrazia proprio calata con la mannaia del mondo del volontariato? Ecco, in molti non ce la faranno a resistere, ma perché proprio la politica si accanisce con quello che è stato il loro sostegno? Perché ricordiamo anche nella pandemia, se non ci fosse stato il mondo del volontariato, non so cosa sarebbe fatto. Oppure quando succedono delle grandi catastrofi, i primi a partire è sempre il mondo del volontariato. Ecco, che idea si è fatto, Presidente? Ma allora, intanto appunto vale la pena di ricordare che senza il mondo del volontariato tantissime situazioni del nostro paese, come in altri paesi naturalmente, non avrebbero una risposta. Quindi il nostro ruolo è un ruolo fondamentale che va appunto dall'assistenza alle persone fragili, alle persone con disabilità, alla ricerca scientifica, al rispetto dei diritti, all'aiuto ai paesi in via di sviluppo, quindi è un ruolo fondamentale. Sicuramente il mondo del volontariato è caratterizzato da avere sia piccole realtà che realtà molto più strutturate, molto più grandi. Per queste ultime, quella che è, diciamo, quelle che sono le norme attuali, la riforma del terzo settore, eccetera, impongono di rispettare determinate regole che sono quelle della trasparenza, che sono quelle del deposito dei bilanci, degli organi gestionali, eccetera. E credo che su questo siamo favorevoli, siamo assolutamente d'accordo. Quello che a volte per la piccola organizzazione invece è un problema grosso è che alcuni adempimenti burocratici sono veramente troppi e troppo onerosi per la piccola realtà, quindi bisognerebbe fare una distinzione anche a livello di dimensione di queste organizzazioni di volontariato del mondo del non profit. Dopo c'è un discorso più generale che riguarda un po' il nostro paese, più negli ultimi anni si sente parlare di alleggerire la burocrazia e più invece sembra che si stia andando in una direzione, diciamo, meno diversa. Meno male che l'ha detto lei, Presidente. Un momento solo di pausa perché abbiamo una telefonata da Riese Pio X. Ciao cara, pronto? Sì, ciao Mirella. Ciao. Ciao e buongiorno a tutti. E volevo dire che la situazione di ieri di quella donna, la poverina, guarda, è una roba da matti, perché qua siamo in un mondo peggio di così non si può. E quell'uomo là che l'ha uccisa in quella maniera, ecco, merita castrato. Cosa vuol dire? È una cosa tremenda, e anche i carabinieri che fanno un poco di più, che girano di più, perché non si può in questa maniera qua, ogni mese ce n'è una. Grazie Mirella, molto chiara, grazie della telefonata, devo correre perché devo mandare anche la pubblicità, grazie veramente. Allora Ivano, anche tu la burocrazia, ecco, come ha detto il Presidente Bartoli, invece di diminuire aumenta, ma colpisce il più fragile del volontariato, e questo non va assolutamente bene perché è sempre quello della prima linea. Esatto, concordo tanto sulle dimensioni dell'associazione, di chi organizza, ecco, è vero, non siamo tutti uguali, c'è associazioni che ha una struttura molto importante, ma organizzazioni come nostre, semplici, che magari te fa un piccolo spettacoletto al museo per dar vita, per invitare anziani, te ha un miriade di documentazione, facciamo robe semplici, senza scopo di lucro, perché basta, esempio, me vardo mi, non avevamo un biglietto d'entrata, non facciamo solo per il gusto che la gente viene là un'ora, a passe un'ora in allegria, ma basta domandare ai nostri tosati cosa che succede da Drio, e il organizzazione, questo e quello e che altro. Dopo tutti lavorano. Il volontariato non si è fatto per passatempo, viene fatto dopo il lavoro, quindi è importante proprio, come diceva chi mi ha preceduto, Bartoli, le dimensioni delle associazioni, le dimensioni. Ecco, mi dico, non stiamo
cioè se piccole dimensioni, se mi dico da dire ai metosati, scusa, per fare questo, cosa bisogna che partiamo un mese prima per fare questo, per fare che e dopo a fine davanti avevamo magari 50-60 persone, no? E ne impegna a livello burocratico come chi organizza per 1000 persone. Concordo, bisogna che la politica che abbia un'attenzione diversa e non fa il minestrone. Semplicemente, cioè, credeme, posso dire, ragioniamo sulla buona fede, non stiamo ragionando sempre così burocratico. Anche perché mi sa che a cattiva fede è proprio dei grossi, che abbiamo visto cosa che è successo tra panettoni e uovi di Pasqua. Pubblicità. Babbo Natale, per quest'anno non vorrei chiederti niente di nuovo, solo persone che giocano con me, che mi coccolano e mi insegnano tante cose nuove. E anche che mamma sentisse queste parole. Edoardo non parla, ma alla Lega del Filo d'Oro abbiamo provato ad immaginare cosa direbbe, perché ci basta guardarlo per capire cosa desidera. Un Natale pieno d'amore per lui e tanti altri bambini sordociechi e con gravi disabilità. Dona ora. Grazie. E adesso vediamo anche la locandina. Prego, Presidente Bartoli, ecco, intanto complimenti per tutto quello che fate, che cercate di dare sollievo a queste famiglie, a questi genitori disperati. Non è sempre semplice vivere e fare questi percorsi. Prego, Presidente. Diciamo questo breve filmato dà un po' anche il senso dell'attività appunto svolta dalla Lega del Filo d'Oro. In questo caso è la storia di un bimbo che si avvicina a Natale, dove come si vede l'importanza degli operatori, del personale diciamo che riesce a colloquiare e a comunicare con questo bambino, e anche abbiamo avuto un'immagine della mamma diciamo che vive con maggiore serenità questa situazione, vedendo che il figlio sicuramente ha dei problemi, però può fare anche tante cose, ed è questa proprio la caratteristica della Lega del Filo d'Oro, cioè di lavorare per aiutare questi bambini a fare tutto ciò che è nelle loro potenzialità, lavorando se ci sono residui uditivi o residui visivi e diciamo dimostrando alla famiglia, alla mamma, al papà, ai fratelli, ai nonni che questo bimbo comunque può avere una vita anche piena di gioia, piena di soddisfazione, una vita dignitosa. Deve essere però aiutato, e aiutato da chi conosce la problematica, da chi si è formato per svolgere questo tipo di attività, e naturalmente grazie sempre al sostegno delle persone che ripongono nella nostra Fondazione Fiducia e quindi ci garantiscono con i loro contributi la possibilità di continuare questo lavoro garantendo standard e continuare anche a crescere aprendo nuovi servizi, che è quello che le famiglie ci stanno chiedendo. Quindi il Natale per noi è un qualcosa di fondamentale, e perché coincide con il compleanno della Lega del Filo d'Oro, e perché è il momento in cui ognuno è chiamato a qualche tipo di riflessione e a qualche anche gesto di concreta generosità. Allora vediamo anche questo video con queste immagini che commenteremo col Presidente Bartoli per far capire l'importanza di stare vicino e dell'ascolto. Andiamo a vedere le immagini. Eccole qui. Allora Presidente, qui cosa stiamo vedendo? Prego. Stiamo vedendo delle attività all'interno, questa è la parte diciamo che riguarda i bambini più piccoli, sia nell'ambito del centro diagnostico sia nell'ambito delle attività del settore scolare dei bimbi più piccoli, dove c'è questa interazione tra due bambini, un bimbo con i problemi e l'altra bimba invece che si avvicina a lui, gioca con lui, e i bambini, come si vede anche da queste immagini, possono entrare in rapporto molto più facile spesso di noi adulti che abbiamo un po' delle difficoltà. Invece i bimbi sono
spontanei e riescono diciamo a stare insieme, a giocare insieme. Presidente, perché è così difficile far capire ai genitori, non a tutti, che è importante interagire con i bambini, specialmente se hanno qualche problemino, l'importanza di cercare di entrare nel loro mondo, è un mondo un po' particolare, però se ci riesce un bambino piccolo, perché si fa così fatica? Questo genitore che di fronte a una difficoltà, non tutti, ma molti hanno bisogno di un sostegno anche psicologico. Prego. Perché è una condizione diciamo difficile che passa attraverso l'accettazione di una realtà che spesso la famiglia diciamo non riesce da subito a mettere a fuoco, e quindi ecco che serve anche l'aiuto di alcuni interventi a livello psicologico eccetera, per riuscire a far comprendere alla famiglia qual è la situazione e la condizione del bimbo. E poi l'altro aspetto è quello appunto di non fermarsi sulle cose che il bimbo non può fare dovuta appunto a questa situazione di disabilità, ma invece concentrarsi sulle cose che il bimbo può fare e ricordarsi sempre che è vero che è un bimbo con problemi, ma è un bimbo, e quindi il diritto diciamo di giocare, seppure con modalità diverse, il diritto di fare delle attività diciamo specifiche per il bambino è fondamentale. In questo caso invece vediamo delle persone che hanno raggiunto una certa età, che hanno una ottima manualità e quindi utilizzano questa loro capacità per svolgere dei lavori, creare dei manufatti che poi magari servono per quelle che sono iniziative diciamo di comunicazione, iniziative dei banchetti quando ci sono delle occasioni, degli eventi eccetera, e quindi anche questa persona diciamo vede che il suo lavoro produce un risultato concreto ed è anche lui o lei nelle condizioni di dare il proprio apporto. Questo sicuramente gratifica anche la persona con grave disabilità. Sa che è molto commovente questa immagine, Presidente Bartoli, perché vedi un uomo e vedi un bambino, vedi la fragilità, vedi tante cose con questo video, con queste immagini che lei ci ha mandato. Ecco, qui vediamo un bambino, ma io ho visto un altro bambino. Tu cosa hai visto, Ivano, guardando questo uomo che stava cercando di realizzare qualcosa, che sorrideva? Prego. Sì, no, mi riallaccio dal discorso iniziale. Come vedete, tutto parte dalla famiglia, bisogna formare la famiglia per l'aiuto, in questo caso con questi bambini, ma la famiglia deve aiutare anche bambini diciamo normali, quindi la famiglia è fondamentale su tutto, è la base di partenza per costruire il futuro del bambino, deve essere il perno centrale, dopodiché la società, la scuola deve aiutare. Comunque c'è tanto da lavorare su questo, proprio sulla relazione bambini, società, associazioni, ecco, ritornare come il discorso che si diceva iniziale, l'aiuto grazie alle associazioni che danno una mano al supporto, perché senza di loro, senza il volontariato, la società no, va male, non esisterebbe proprio, dico io, non esisterebbe proprio, grazie ai volontari. Ad esempio, anche questo presepio che tu hai portato, che è bellissimo e ti ringrazio, ecco, la creatività, iniziare con questi bambini a realizzare qualcosa giocando, ma qualcosa che riporta i valori. Assolutamente sì. Diceva il papà di Giulia Cecchettin che Giulia amava i presepi, ecco, io non lo sapevo, l'ho sentito l'altra sera che l'abbiamo avuto ospite a Villa Margherita per ricordare Giulia. Ecco, Giulia invece diceva che il presepio era una cosa bellissima perché nel presepio vedevi la bellezza. Ma oltre alla bellezza, il presepio porta serenità, porta luce. Questo ad esempio chi l'ha creato? È una signora. Guardate che bello. Ecco, che dopo approfitto anche. Il presepio è tutto, ha il lato religioso, c'è creatività, c'è colore, c'è fantasia, c'è manualità, porta tante cose che io dico, anche questo è un modo per crescere.
un modo per crescere, perché abbiamo, approfitto di dire anche questo, da domenica 17 fino al 22 al Museo Etnografico abbiamo la mostra dei presepi. Ecco, venite a visitarla e vedrete quanta emozione crea un semplice presepio. Abbiamo autori importanti, ma autori anche sconosciuti, però il presepio porta sempre gioia, allegria e anche sorriso, perché magari è stato fatto con materiali talmente semplici che sembra impossibile che ti trovi davanti a sta opera importante. Ecco. Approfitto anche per dire che c'è un libretto che troverete nelle chiese, che è la via di presepi, paesi e presepi, ecco, che raccoglie proprio un circuito di presepi proprio nella nostra Marca trevigiana, quindi è un messaggio per dire andiamo a visitarli, perché alla sera che torniamo sicuramente avremo l'animo più felice e più allegro, perché il presepio porta allegria, felicità ed emozioni. Ecco. E io dico, nelle scuole facciamo il presepio, manualità, creatività. Una volta c'era, si faceva. Manualità, adesso computer, quel computer viene fuori, che bello, cioè ritorniamo a queste cose che sono importantissime. Sentiamo se è d'accordo Rossano Bartoli, anzi Bartoli le invito, se ha piacere di venire a Treviso durante le festività, anche a Villa Margherita, per lasciare un messaggio al papà di Giulia Cecchettin, e poi magari passa anche alle case Piavone a vedere questa mostra di presepi, perché abbiamo fatto un libro di tutte le associazioni dove ognuno ha dedicato un pensiero a questa famiglia distrutta, che è la famiglia di Gino Cecchettin, per la perdita di questa adorata figlia in un modo veramente scabroso e incredibile. Prego Presidente. Guardi, io se posso volentieri, passando in zona, visiterò i presepi. Questo è un periodo, come è facile capire, piuttosto intenso di attività. Comunque sì, sono d'accordo sul discorso del presepio, sono d'accordo sul significato, la manualità, la creatività, eccetera, che anche nel nostro caso, con i nostri bimbi o con le nostre persone adulte, diciamo, ha un grandissimo valore, e quindi benvengano queste iniziative e benvengano anche, diciamo, di mantenere le nostre tradizioni che hanno un'origine lontana e hanno avuto sicuramente sino ad oggi un grande valore che dobbiamo sicuramente continuare a preservare. Abbiamo Olga da Rovigo, vai Olga. Ciao, sono Olga della provincia di Rovigo, ciao. Ciao. Ciao, come va? Come vuoi che vada? Pensa tu. In prima linea. Tutto a posto? Sì, tutto bene? a posto, grazie Olga, tutto a posto. Ascolta, vorrei fare tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. Grazie. E il presepio, l'avete fatto voi il presepio? Sì, bellissimo, dopo te lo facciamo vedere. Elga, sono Elga della provincia di Rovigo. Sì, abbiamo Elga. Elsa, no Olga, Elsa. No, Elga, sì, Elga. Elda, avevamo detto Olga, sì. Elda, vai Elda. Sì. E vorrei fare tanti auguri a tutti quanti, e poi vorrei salutare la mia cagnetta Kira. Certo. Fai bene. Ciao. Ciao Elda, grazie della telefonata, grazie degli auguri, fanno sempre piacere. Allora andiamo a vedere anche questo presepio, andiamo a vedere le immagini. Vediamo questo, Presidente, le faccio vedere il presepe per Giulia, le immagini, così lo commentiamo sia con lei che con Ivano Camarin, che era presente veramente quando abbiamo realizzato questa meraviglia di presepio fatta da Guido Cortese, tiene questo preseparo, che è una cosa veramente importante per far capire l'importanza dei valori. Ecco, questo andranno le immagini del presepio dedicato a Giulia Cecchettin. Eccolo qua, c'è un'immagine bellissima all'interno, questo è l'esterno della villa, dove c'è sempre l'immagine di Giulia che appare anche sulla scalinata.
Poi entreremo anche, vediamo se riusciamo a entrare all'interno della villa per vedere questo presepe, questa location fantastica proprio di una donna, Regina, Villa Margherita, Villa Manfred Margherita, con le immagini, vedete, all'interno di Giulia, che il papà ha apprezzato tantissimo, si è commosso nel vedere questa realtà bellissima che fa capire, eccolo qua, il presepe di 8 metri, il presidente Bartoli ha realizzato proprio per Giulia. Ecco, invito tutti a vedere anche quelli di Ivano, perché sono i nostri valori, sì. Ecco, sono le nostre tradizioni realizzate per far capire anche la cristianità. Ecco, veramente importante. Vediamo anche mamma mia, queste immagini terribili di questo ragazzo morto sul lavoro. Presidente, c'erano anche i genitori quella sera che abbiamo inaugurato questo presepio per ricordare queste vittime. Ecco, prego Presidente Bartoli, guardi che bello. Sì, è molto bello. Io purtroppo però sono in una situazione che devo lasciare questo collegamento perché allora ci saluti, Presidente, avevo ci saluti. un impegno con persone che stanno in un'altra stanza. Ma abbiamo finito, Presidente, passata l'ora, ci saluti allora. Allora, guardi, tanti saluti, grazie intanto per questa nuova opportunità di ricordare l'attività della Lega del Filo d'Oro, grazie a quanti ci ascoltano, buone feste, soprattutto serene feste, e confidiamo sempre in un futuro migliore. Grazie tante e auguri. Grazie Presidente Bartoli, a lei e a tutta questa grande squadra che lei ha messo in piedi, veramente grazie, buon Natale, buone feste, grazie. Abbiamo Aldo da San Martino di Lupari, ciao Aldo. Carissima Mirella, mi rivolgo a questo che sta succedendo nella nostra nazione. Se non decidiamo di volerci più bene l'uno con l'altro, il demonio avrà campo libero nel nostro intimo. Aiutiamoci nei valori. Ciao Mirella. Grazie Aldo, bellissime parole, bellissimo messaggio, questo appello che hai fatto. Ti ringrazio di cuore Aldo per questo quello che hai detto. Dobbiamo volerci più bene tutti quanti, veramente. Allora andiamo a vedere anche il gruppo folcloristico e poi lo commentiamo e salutiamo anche Ivano Camarino. Andiamo a vedere. Giornata di giochi alle Case Piavone, un modo per dare vitalità al Museo della Civiltà Contadina che, come per molti altri in Veneto e non solo, soffre dal Covid di un lieve ma costante calo di visitatori. Se ne sono accorti da tempo i responsabili del gruppo folcloristico che, sulla scia del fondatore Franco Grespan, stanno mantenendo con mostre ed altre iniziative la conoscenza delle nostre radici rurali. Ecco perché quest'anno, anziché puntare sulla storica rassegna del folklore con spettacoli in centro a Treviso e nelle principali città della Marca, dal 16 luglio è stato programmato un cartellone di eventi tutti o quasi di scena sul Parco delle Case Piavone. Qui al Museo Etnografico per dar valore a questo sito importante sulla memoria e sulla storia delle nostre tradizioni popolari. In realtà, sin dall'inizio dell'anno il gruppo sta puntando su questo sito per i propri eventi con risultati più che positivi. Dall'inizio dell'anno abbiamo raccolto oltre 2500 firme di presenza per la visita al museo. Fulcro la civiltà contadina e per questo il cartellone inizia nel giorno della Madonna del Carmine, in ricordo delle storiche sagre paesane tra dolci e giostre, per poi scandirsi in tutta una serie di eventi come il Ponte della Bontà o la passeggiata tra le tradizioni, fino ad arrivare il giorno di San Martino, ovvero il 13 novembre. Sì, perché nella civiltà contadina proprio il giorno di San Martino venivano tirate le somme dell'annata agraria e anche noi proprio in questo giorno vogliamo vedere quante persone, quanto pubblico ci ha seguito in tutto questo percorso che parte da giugno e finisce proprio a novembre. Grazie, so che c'è Valeri al telefono, però le dico di aspettare perché Ivano, e voglio veramente che legga questa poesia importantissima perché è una madre che scrive il figlio, perciò so che Gianfranco rimane in linea, non c'è problema, prego. Sì, Ivano. Ritornando indietro sulle tradizioni, era modo che il bambino mettesse la letterina sotto il piatto della mamma o del papà, ecco. Questa volta invece la letterina l'ha scritta una mamma, una nonna al figlio, ai figli,
per lanciare un messaggio importante che adesso vi leggo, spero di interpretarlo anche in maniera corretta. Ecco. Portami in strada, figlio, che non ho ancora buone gambe, camminare senza meta, con te non mi sentirò vecchia. Invitami a casa tua, figlio, domenica mattina, a condividere la tua buona tavola e per sentirmi in compagnia. Parlami con affetto, figlio, non mi sgridare, non mi agitare. Noi vecchi siamo come i bambini, ci piace che ci viziate, che ci facciate sorridere senza disagio. Festeggia le mie ricorrenze, non criticare le mie follie. Cercherò di essere coraggiosa, anche se sono triste. Non allontanarmi da me, non parlarmi con rabbia. Ho ancora la mente chiara, i ricordi di un tempo. Vieni a trovarmi a casa, figlio mio. Io non ti chiederò nulla, solo la tua presenza a contemplare il tuo viso. Non lasciarmi triste, sola, non mettermi a letto. I dottori si sbagliano, il dolore è nell'anima. Ecco, è una cosa bellissima, toccante. molto bella, molto bella. Questo... Sentiamo cosa dice Gianfranco Valeri. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti e complimenti per questa bella poesia. Ecco, signora Mirella, io volevo formarle i miei più sinceri auguri di buon Natale, un felice anno nuovo a lei, a tutta la redazione e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Grazie all'editore per questa trasmissione che ci ha tenuto compagnia tutto quest'anno, sempre e volentieri. Ecco, volevo ringraziarla di cuore. Buona, tanti auguri e buon Natale e buon anno. Grazie Gianfranco, grazie, che bravo, ma guardate, veramente mi commuovete, siete fantastici, siete la mia forza, siete la mia benzina voi. Grazie veramente Gianfranco. Prego, come vuoi concludere? No, concludo come si diceva una volta, mi raccomando, stare in buona salute perché non abbiamo tempo. Passai a visitare il presepi dalla Mirella e lasciare un noi pensiero per Papagino soprattutto. Esatto, che c'è quel meraviglioso presepio e stiamo in allegria, ogni tanto stiamo a televisione e parliamo se raccontiamo altri che siamo un po' più anziani ai nostri fioi che una volta con poco se si incontentava. Ritorniamo anche a questo e no, basta fare un click che arriva il pacco a casa, cioè il mondo materiale ci deve essere, ma dobbiamo riappropriarsi anche un po' del mondo così spirituale, diciamo, insomma, dire una preghiera o fare del bene a altre persone gratifica molto, sperimentiamo anche noi altri come gruppo folcloristico, a volte te va via contento perché te va a trovare gli anziani in case di riposo, bastava un canto, bastava una stretta di mano e te vedi che c'è il sorriso su sti anziani, ecco, quindi alle volte la soddisfazione viene proprio fatta sui buoni gesti, ecco. Grazie a Ivano Camarin, presidente gruppo folcloristico trevigiano, grazie, pubblicità.
Questi sono gli scatoloni della raccolta che abbiamo fatto nelle farmacie di Treviso. Guardate che bella raccolta, guardate quanti scatoloni sono arrivati per Farmacia con i bambini della Fondazione Francesca Rava. Guardate quanto bravi sono stati i trevigiani a donare. Sono stati portati naturalmente al nostro banco solidale, come vedete. Faccio vedere anche gli alberi bellissimi del nostro banco solidale. È arrivato anche Scomparin, guardate cosa ha portato. Eccoli qua, finocchi, verze, guardate che meraviglia di prodotti che Scomparin e la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli ci portano quasi sempre il martedì. Ma ritorniamo alla Fondazione Rava con questa importante raccolta Farmacia per i bambini, e veramente devo dire grazie all'Associazione Combattentistiche del presidente Enzo Andretta che mi ha supportato nelle farmacie. Grazie veramente a tutti di questi meravigliosi doni che fate. Grazie, grande famiglia, grazie a tutti voi. Allora, ho voluto far vedere queste immagini intanto del banco perché è un pezzo che non lo vedete più, ma soprattutto per ringraziare tutti quei trevigiani che durante questa raccolta di una settimana Farmacia per i bambini, organizzata da tanti anni dalla Fondazione Francesca Rava, che poi tutto questo materiale raccolto è stato portato al Banco Solidale per aiutare quelle famiglie che non riescono a comprare i pannolini, questi farmaci da banco, questi prodotti che sono molto importanti nelle famiglie, soprattutto per i bambini. Perciò dovevo assolutamente ringraziare, perché è doveroso quando uno dona, ecco, dire grazie. E devo dire grazie questa mattina a degli ospiti graditissimi che ho in presenza, che è Rossano Bartoli, scusatemi, Flavio Milani, pensionato, eccolo qua il mio pensionato, quanti anni. E poi c'è anche il figlio Nicola Milani, ma poi ci sarà anche un presidente, perché sono in 3, perché sono venuti, mi hanno chiamato per portare una cosa importante, questa benzina che viene messa nel motore di Mirella, di questi veneti schiacciati dalla crisi, per andare avanti, per cercare di aiutare quelle famiglie che non ce la fanno, perché come ho detto sempre, anche l'altro giorno devo comprare questi prodotti, questi generi alimentari, perché ne arrivano sempre meno, non mi arriva neppure più il latte dalla Comunità Europea, arriva pochissimo, quasi niente, perciò io sono costretta a comprare per dare delle borse dignitose. Allora presento subito Flavio, grazie Flavio di essere qui. Flavio era appassionato di auto storiche, ci siamo conosciuti ancora quando avevi questa associazione con queste auto storiche, e lui mi chiamava, mi diceva Mirella ti aspetto. Allora come stai intanto? Abbastanza bene, dai. Quanti anni hai? Tanto sei un uomo, posso chiederlo. 84. Però in euro quanti sei? 42? Perché bisogna dividere per metà, no in euro. Non è che insegna dividere per metà, ora si deve questa divisione. Ecco, cosa vuoi dire? Che momenti sono questi? Ecco, tu che hai una vita fatta di tanti step, di tante attività, ma soprattutto anche di tanta solidarietà. Ecco, cosa vedi in questo momento, Flavio? Mi vedo tanto nero, tanto. Vedi nero? Purtroppo è tanto, non so, non riesco a capire come mai tutta questo disastro, questi giovani che inciappano a strada sbagliata, e non si capisce da chi che dipende, da chi dipende, dai genitori, non penso. Non te pensi? No. Ascolta Flavio, ma ti parliamo anche al dialetto, che c'è tanto anche che non scommesso parlare, che non parlo il dialetto con gli ospiti che mi fanno capire. Senti Flavio, ma secondo te te dici non sei i genitori, perché sono convinta che dentro di te dici e te pensi che sia tutti come te. Con la famiglia importante, ma non è proprio così, cioè i valori che ti ha trasmesso ai tuoi fioi, e penso che anche i tuoi fioi, dopo sentiremo, che ha trasmesso ai suoi fioi, non è vero che sia per tutti, ti posso assicurare, i genitori che quando che il putello domanda perché, perché ho detto perché no, e se no, non è che troppo.
Io troppo. Io troppo. Io troppo. E un domani, quando ci si troverà un po' in crisi, che va un po' male le robe, cosa fai? Ma ti eri tu buon, dica di no a tuo figlio, quando chi ti domandava qualcosa, riuscivi tu a dire di no? Beh, noi abbiamo vissuto in famiglia sempre, era i nonni, io ripreso poi, io finivo le scuole, io lavorare con me. Sì, ma io tu buon dire di no se ti domandava qualcosa che non andava bene? Non ho mai avuto domandarmi qualcosa che non va bene. È mai successo, no? Aspetta che sentivo che domanda al figlio. Nicola, ti hai detto di no qualche volta a tuo papà o tua mamma? Diciamo che era abbastanza presente, quindi non c'era bisogno anche di dire no, perché noi chiedevamo quello che si poteva, non era così come adesso tutti chiedono un qualcosa in più. Noi chiedevamo quello che si poteva anche in base anche alle nostre possibilità, era una famiglia, insomma, c'erano all'epoca le possibilità economiche erano buone ma non così esagerate, quindi stavamo anche noi nella nostra parte. Per quello... Un'altra cosa importante, Nicola, ma poi tu sei genitore, è così difficile come dicono fare i genitori? Tuo papà ha detto una cosa, tu da genitore cosa vuoi dire? Beh, che la figura del genitore è veramente difficile, anche perché oggi come oggi i ragazzi hanno tanti input e quindi ti mettono sempre alla prova, ti mettono sempre tante volte anche in contrasto con loro, perché ti chiedono sempre di più, giustamente, perché il loro mondo è quello. Ma è vero che è il loro mondo, ma però forse anche tutti questi strumenti, questi cellulari, questi smartphone, questi computer, ecco, forse sono andati oltre. Cioè l'asticella si è alzata sempre di più senza il controllo da parte del genitore che delle volte non sa neanche adoperare questo. E magari dice ma mio figlio è qua vicino a me sulla poltrona oppure in camera sua ma non sa cosa sta facendo quel figlio. Prego. Sì, diciamo che tutti questi mezzi che ci sono oggi sono molto pericolosi e noi genitori possiamo in parte seguirli perché la tecnologia ormai ha invaso le nostre case e loro ne fanno un uso molto... Tu controlli i tuoi figli oppure o li hai controllati perché adesso sono grandi, ma tu controllavi? Sì, li controllavo, ancora adesso abbiamo la condivisione di dove siamo. Dai, sì. Vedi che... Convive bene. Diciamo che siamo aperti, mio figlio se vuole andare là mi dice papà vado là e so che... Non sape neanche che guardi. Nonostante sia maggiorenne, c'è questa condivisione. Sì, sì. Bellissima questa cosa. Sentiamo Wanda. Ciao Wanda. Buongiorno. Buongiorno. La signora Mirella? Sono io. La signora Mirella che ho visto con i bei capelli rossi, sempre lei? Sempre. Beh, io ho bisogno di parlare con lei. Va bene Wanda, allora quando ho finito la trasmissione il primo pomeriggio ti chiamo, lascia il numero giusto ti prego perché delle volte lasciate i numeri che non riesco poi a rintracciarvi perché sono sbagliati, perciò lascia il tuo numero Wanda che poi ti chiamo. Bisogno. Va siccome bene. Siccome il caso che devo parlarle, va bene. Può darsi che non può, ma io devo farle sapere il mio caso, va se bene. può. Tutta orecchi, vai tranquilla che poi... non ho fretta. Va bene. Ti chiamo Wanda, ti chiamo, grazie. Allora adesso vi porto a vedere quello che abbiamo fatto a Villa Margherita, questo presepio inclusivo dedicato a Giulia per far capire proprio l'importanza dei valori che aveva questa ragazza, che io non sapevo, l'ha raccontato il papà, perché lei nel presepio vedeva la cristianità, la bellezza, la storia della famiglia. Andiamo a vedere il primo intervento. Che è un'associazione di arti marziali, lavoriamo da tanti anni anche con l'aiuto di Mirella. Diciamo che il nostro ideale e il nostro lavoro è appunto a tutte le età, ma un riguardo particolare a quelli che sono i ragazzi, bambini ragazzi, in cui c'è comunque
si stanno formando come uomini o come donne, e quindi diamo loro la possibilità di imparare un'arte marziale, non tanto per difendersi, ma tanto per una disciplina interna e un lavoro di crescita personale, quindi cercare di formare questi bambini attraverso una disciplina e che per noi è molto importante, perché saranno... L'hai toccata con mano, ecco, questa aggressività che non si riesce... È difficile da dire qualcosa, perché chiaramente in quei momenti poi, momenti di veramente necessità, magari può anche essere un aiuto per divincolarsi, per scappare, quindi in qualche modo potrebbe essere necessaria. Sono momenti, credo, terribili, ed è difficile poi dare così una valutazione su quello che si poteva fare o meno. Chiaro che poteva sicuramente, se ci fosse stato qualcuno, essere aiutata. Andava a operare in altre cose, diceva che era in ospedale. Allora, si parlava, come avete sentito, di solidarietà, si parlava di essere vicino. Per la prima volta le associazioni unite in un grande abbraccio a Giulia e al papà per far capire l'importanza di supportare la disperazione, il dolore, ecco, questa presenza che avevamo là ma che non c'è più, questa Giulia che è stata un simbolo per tutti i femminicidi che continuano purtroppo anche ieri. Allora, ecco, secondo te cosa succede su sti uomini che coppano ste donne in maniera... E ora noi gemati, non so cosa chi sia, uno butta su una porta col martello, che da 20 corteae, 30, e la distrugge, no, non gemato, sarà san, mi non capisco. Però, ti capisci tu? Non ancora capisci, ancora continua. Ancora continua, perché abbiamo visto adesso. Sì, a Riese. Ah sì. Ma secondo te sta donna, una volta dice anche una volta che era ste robe? No, ma come? Una volta c'era no, stata che stai. Una volta no, ti facevi correre, ma una volta no, che altre robe qua no. Delia Verona, ciao Delia. Delia? Pronto? Sì, pronto. Pronto Delia, prego. Sì, buongiorno Mirella Buongiorno. e anche i suoi ospiti. Allora, io sono una coetanea del signore che ha in Questo qua trasmissione. è Flavio, De Flavio, una coetanea De Flavio, vai. Io sono di quell'età lì. Io volevo dire una cosa, la mia espressione, il mio pensiero, forse è sbagliato, per carità, perché siamo anche nel tempo di Natale, non sarebbe da dire certe cose, ma io che guardo voi, del Debbio, tutte quelle trasmissioni lì, mi piace molto fare quei dibattiti, guardare quei dibattiti lì. Io sono queste donne, persone che continuano a uccidere in quella maniera lì, come l'altro giorno quella ragazza poverina da Treviso. Guardi, se non si mettono in mente che quelli che ammazzano in quella maniera lì li prendano, quale prigione? Mantenerli in prigione, farli studiare, poi vengono fuori, si fanno la sua vita, e mia figlia ha fatto quella fine lì. Io questo non lo perdono. Io comincerei a prenderli, metterli in piazza con una corda al collo. Vedrai che si fermano di ammazzare. Ci vuole una cosa dura e severa, vedrai che ci pensano prima di ammazzare un'altra donna. Quando sono che dopo fanno quella fine lì con la corda al collo, ci pensano, ma sì, che dopo li mettono in prigione e dopo vengono fuori perché fanno la buona condotta e tutto, non si fa niente. Se non si mettono in mente di far questo, quando sono sicuri di chi ha ammazzato e qual è la persona. È inutile che andiamo a recuperare persone che fanno queste cose, non si recuperano. Questa è la mia idea, vi ringrazio, vi faccio auguri di tante buone feste e speriamo che si mettano in mente di fare qualcosa per queste persone. Vedrai che ci pensano, perché loro non si ammazzano. Se li taccano in piazza con una corda, vedrai che si fermano, perché uno dice, beh, attenta, se proprio uno non è matto, devo stare attento, vedrai che si fermano. Queste sono quello che devono mettersi in mente di fare, perché andiamo avanti sempre così. Mirella, ti ringrazio, scusa della mia espressione,
ti auguro buone feste e anche ai tuoi ospiti. Grazie, grazie, ricambiamo cara Delia. Se proprio arrabbiai stamattina è donna, una vuole castrarlo, questa vuole impiccarlo, cioè se proprio arrabbiai cosa dici tu? Si rabbia. Si rabbia, ha ragione di arrabbiarsi, per quello che si dio capitano. E allora sentiamo anche a Nicola, per te cosa vorresti dire come uomo, come padre, anche i tuoi figli? Perché dicono culturalmente da piccoli bisogna insegnare il rispetto, penso che a te non sia mai mancato questo, prego. Sì, effettivamente è vero, se tu hai una famiglia che ti segue e che ti insegnano certi valori, fai fatica ad andare fuori da quei valori. E secondo me le famiglie sono meno presenti nei figli. Cioè rispetto ai tuoi genitori, ecco, la famiglia che e tu adesso che hai creato. Era presente, anche se mio papà lavorava tanto, mia mamma anche. I nostri valori ce li hanno sempre insegnati e portati avanti, anche perché noi veramente ci credevamo in questi valori. Ora come ora la famiglia non è presente come era presente allora. Sarà, non so, tante separazioni che ci sono, sarà che i genitori vogliono delegare tanto anche alle scuole, alle istituzioni. La famiglia deve essere presente. E per me non è così presente ora come era presente ai tempi non è presente perché si fa fatica, perché c'è proprio un eccesso, diciamo, di impegno, cioè tutto sto correre, tutta sta vita frenetica, i soldi che non bastano mai, il lavoro che manca. Cioè, secondo te cos'è che fa perdere questo equilibrio, ecco, questa tranquillità, serenità? Arrivano a casa i genitori distrutti, basta andare nelle strade. Mi non so, io vuol fare grandi opere, ma si mettesse posto prima quello che avevamo, ma non so, andate in giro, è da mettersi le mani nei capelli, dopo parliamo delle grandi opere, se decidesse a fare quelle giuste, perché delle volte ti trovi dei rotondi e dici, ma chi è che ha fatto mettere sta rotonda qua, ma non importa. Ecco, questo correre per arrivare dove poi alla fine, che tutti ci fermiamo poi come il semaforo rosso. Prego. Tutti vogliono correre per avere un qualcosa in più, ma a volte quel qualcosa in più non è così essenziale per vivere. Magari vogliono o cercano di poter avere quelle cose che magari loro non hanno potuto avere, ma poi alla fine non c'è niente che può essere. A casa hai fatto il presepe, l'albero di Natale, i valori vengono trasmessi, sti ragazzi li sentono? Sì. A casa mia sì, perché mia moglie, essendo che lei è insegnante, quindi ecco, vedi. Ha questa figura dove Cosa dice? Com'è la scuola, ecco, da parte di tua moglie quando parlate? Cosa ti racconta? Che la scuola non è più quella di una volta, che i genitori difendono sempre a spada tratta i loro figli, anche se l'insegnante gli dice guarda che è stato fatto così, e loro dicono no, non è possibile, non è mio figlio. Una volta il genitore difendeva sempre a spada tratta l'insegnante. Anche se avevi ragione tu, ma difendeva l'insegnante. Adesso anche a scuola non c'è più questo rapporto con loro e loro non si sentono più tutelati neanche dalle istituzioni. Cioè difendere l'indifendibile anche a scuola, quando un insegnante ti dice guarda tuo figlio si è comportato così, no, mio figlio non fa queste cose. Al contrario, c'è questo proprio... Flavio, cosa è? Una volta maestra, quando andavo in scuola, aveva bacchetta. Adesso? Guai a toccarli. Anzi, è maestra che ha sempre torto anche qui. Sempre torto. C'è qualcosa veramente che non gira più. Ad esempio, ieri ho sentito il procuratore Gratteri, che dopo sentimmo sia Flavio che Nicola, ha detto i ragazzi devono stare più a scuola. Anche nel pomeriggio devono stare più a scuola, devono imparare, devono leggere, devono creare a scuola. Non sanno neppure scrivere in italiano, è una cosa vergognosa. Lo diceva ieri il procuratore Gratteri. Secondo te hai ragione che i fioi da stare più a scuola e manco sulle strade? Non serve per me. Non serve. Serve casa, serve. E sempre dico sempre casa dei genitori. Sì, ma se i genitori non risiedono, liberi di andare dove ti vogliono. E vivrà insieme, no? No, basta andare fuori, andare via di casa, tornare tardi, tornare tardi. A che ora chi vuole? A che ora chi vuole. Una volta che alle 11 deve essere a casa. Alle 11 ero a casa. Regole. In vita mia,
da giovane, anche con fidanzato, da fidanzati, mai fatto mezzanotte, mai. Mai, pensati. E tu Fioi, quando chi andava fuori, cosa che diceva? Beh, anche io non siamo mai, siamo stati in Rio. Cioè il dovere e il rispetto delle regole, Nicola, è fondamentale per un ragazzo che cresce? È fondamentale, ma se poi le regole non ti vengono date, è inutile avere dei riferimenti che poi non ci sono presenti. Allora, so che adesso lasci il posto al presidente di questa associazione perché c'è una bella sorpresa per Mirella ma per tutti voi, perché sapete poi che questa sorpresa è divisa con tutti di questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta. Ecco, che auguri vuoi fare, Nicola, alle persone che ti stanno guardando a casa, tua moglie, tua mamma, i tuoi figli, specialmente, ecco, che saluto anch'io, un grande abbraccio. Diciamo che sia un cambiamento magari un po' più positivo, che non si senta sempre parlare di tutte queste tragedie, che ci sia magari anche per TV sentire qualcosa di meno drammatico e più positivo, perché ogni volta che accendi la TV senti solamente parlare di guerre, di tutti questi casi che succedono, di omicidi, di persone che vuole un po' più positività, che la gente si svegli, guardi qualche film comico, che non guardi solamente cose drammatiche, horror. Mamma mia. Grazie, allora grazie veramente a Nicola Milani, figlio di Flavio Milani, che è un artigiano poi oltretutto. Ecco, il lavoro, ecco l'ultima domanda, come va il lavoro? Questo artigiano che fa fatica ormai a sopravvivere, quei pochi devono essere supportati perché veramente è arrivata la mannaia su tantissimi. Cosa vuoi dire, Nicola? Diciamo che il lavoro diventa sempre... Diciamo di cosa vi occupate voi? Noi facciamo pavimenti in legno e abbiamo un'azienda di tende, abbiamo un'attività che lavora nel mondo dell'edilizia. Diciamo che diventa sempre più complicato il lavoro e quindi anche molto più oneroso. Quindi una volta era molto più facile lavorare, c'era meno burocrazia. La burocrazia è quella che sta veramente riempendo il nostro tempo. Una volta lavoravi e facevi poca burocrazia, adesso fai tanta burocrazia e sei meno devi stare più in ufficio sì. Che al lavoro. E questi bonus che hanno distrutto veramente, qualcuno dice, sono stati deleteri, tu cosa vuoi dire? Tu che sai di cosa si parla? Diciamo che il bonus doveva essere un po' più ridotto, non dovevano andare col famoso 110, ma secondo me se facevano un 60-70% dove mettevi il proprietario un po' più in prima presenza e non delegava tutto, i prezzi non andavano così in modo elevato, ma restavano... È sfuggito di mano? Diciamo che non è sfuggito di mano, la gente si è sentita di fare le cose anche se non poteva farle. Quindi non c'è più stato questo senso di responsabilità nei lavori che venivano eseguiti. Ma anche queste imprese che bastava andare alla Camera di Commercio e iscriversi in brevissimo tempo, anche questo non è stato controllato? Cioè, ma cos'è sta storia? Diciamo che visto che arrivavano tutti questi soldi, tutti hanno detto c'è un business da fare, ci mettiamo dentro, non importa poi se qualcuno paga, intanto noi i soldi li prendiamo. È come è stato fatto. Che è la truffa che è uscita, sono state delle truffe pazzesche. Casi che... Sentite, cosa dite? Colui che ha toccato con mano questo bonus 110. Allora ringraziamo tantissimo Nicola Milani, artigiano, appunto figlio di Flavio Milani, che rimane qui con la Mirella, e andiamo a vedere il secondo intervento proprio a Villa Margherita in ricordo di Giulia. Doloroso e triste perché anche se ci troviamo insieme stiamo parlando di cose che non sono così frivole, sono momenti molto tristi. Quello che voglio così sottolineare io, in quanto presidente dell'ANFAS, voglio sempre ricordare che i nostri ragazzi sono sempre persone. È vero, non sono persone che noi chiamiamo normali, in quanto magari possono camminare male, possono esprimersi male, hanno dei modi o degli atteggiamenti che non sono conformi a quello che noi chiamiamo la normalità. Però sempre i più, da parte mia direi, i più genuini, i più ingenui, ma nello stesso tempo sono quelli più puri. E quindi
è un bene secondo me che il territorio nostro e che tutti quanti accettino queste persone che a volte non sono come noi vorremmo che fossero. Grazie. Grazie a te. Che tocchiamo con mano, questo diverso che non è accettato solo per il colore della pelle, perché arriva da un... Abbiamo visto anche il secondo intervento per ricordare l'amatissima Giulia, che rappresenta tutte le Giulie che non ci sono più, che continuano a morire, e ringrazio anche Luigi Pensa, che è qui con noi, presidente del club Amici Auto d'Epoca di Castelfranco. Grazie Presidente di essere qui, veramente grazie per far capire l'importanza della solidarietà che loro fanno da anni e viene dati ai veneti schiacciati dalla crisi. Io dico sempre grazie. Ecco, cosa vuol dire solidarietà anche per le associazioni? Le abbiamo viste tantissime, abbiamo visto la partecipazione, forse siamo troppo divisi, dobbiamo unirci di più, creare assieme qualcosa di importante per aiutare il prossimo. Prego Presidente. Noi abbiamo molta stima di voi perché so che fate parecchie iniziative ad aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Ecco perché noi stamattina siamo venuti qua per contribuire a finanziare le vostre iniziative, che noi monitoriamo e controlliamo e verifichiamo sempre, che vanno a buon fine, e questo ci fa molto piacere. Allora, intanto grazie di cuore a nome di tutta la mia squadra di volontari, a nome di tutti i veneti schiacciati dalla crisi, perché anche loro fanno parte della grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta. Ecco, com'è anche l'associazionismo in questo momento molto penalizzato? Abbiamo parlato prima con il rappresentante, il presidente della Lega del Filo d'Oro, questa burocrazia che è calata come una mannaia sulle associazioni, ecco, e si fa fatica a resistere. Prego, Presidente. Certo, so che anche nel vostro settore qui avete molte difficoltà, specialmente le cronache che ci sono state non aiutano, appunto perché ci sono tante persone che dicono che fanno beneficenza, poi in realtà non ne fanno assolutamente. Parole. Ecco, e questo danneggia questo settore qua per la gente che è in buona fede. Tutto qua. E io spero che la maggior parte di queste associazioni lo facciano col cuore, perché così la gente volentieri contribuisce a finanziare queste associazioni. Viceversa si trovano in difficoltà per quanto abbiano volontà, diciamo. Come ha conosciuto Flavio Milani e perché è diventato presidente? Perché è sempre un impegno, lavoro, perciò c'è anche l'associazione che è un altro impegno ancora con le mogli che basta. Bisogna coinvolgere di più anche le mogli, vero? Prego. Lei ha messo proprio il dito sulla piaga, nel senso che sì, sono passioni che nascono. Le mogli dicono che sono giocattoli da grandi diciamo, questa passione che noi abbiamo. Invece serve per tenerci vivi, per tenerci sempre attivi e per nostalgia ci mantengono, come appena detto, ci mantengono uniti e ho conosciuto il signor Milani molti anni fa, appunto frequentando le stesse officine, le stesse carrozzerie, scambiandoci informazioni per risolvere i nostri problemi delle nostre auto che sempre hanno bisogno di manutenzione. Poi è nata una reciproca fiducia fin quanto che con gli altri, diciamo, soci mi hanno nominato come nel direttivo, diciamo, del nostro club, ma lui comunque rimane sempre il nostro presidente onorario, sì, che tanto teniamo a cuore. Senti Flavio, ma sta passione, dove viene sta passione di auto storiche? Come sia nata sta passione? La passione è nata che ho l'occasione di comprare un motorino. Dai. Un Ciao. Non un Ciao, un bianchino. E da qui arriva, dopo Balila, dopo questo, dopo l'altro, dopo quest'altro, va bene. E sì che a un certo punto, si arriva con un'età, non si può non duca se vuoi con le macchine, perché lì un po'
dei problemi, una responsabilità sia per me che per gli altri. E così che ho dato l'incarico a lui, mi ho messo a fare un po' di macchine, qualcuna che stava a fiore, e dopo 4 anni ho tirato fuori e poi l'850 del club, poi dei suore di San Marco, che portava i ragazzi all'asilo, andava a togliere, li portava all'asilo. Ascolta Flavio, ma a macchina che ti ha commosso di più quando che ti ha avuto, ti ha detto qual è stata? Un'Aurelia B50. Un'Aurelia, quando che ti sei riuscito a averla e montare e guidarla, cosa che tu provavi? Ah, qui ero un po' strada, siamo subito a fare un spuntino perché contentissimo, ecco. La felicità. E dopo stava un mio amico, forse dai, dammi a me, e che avevo dato a lui, e l'ha ancora io, e che tocca stare l'ultima macchina che andava via. Ecco, che tu capivi com'è. A bontà di st'uomo, era una roba sua, però sto amico che domandava, che abbiamo diviso in sto amore per sta macchina. Senti Flavio, ma sti ragazzi che corrono così forte, parliamo anche di questo, che noi, perché dice sempre strade, io non penso che sia strade, perché stava piano, non che sia strada che tegna, ma perché corre così forte secondo? Se è proprio colpa sua o anche ste macchine e si diventai di bombe veramente a orologeria? Forse vede, bravi quando che si in macchina male, quando tre, non è se uno meglio dell'altro. Di sono il più bravo, ste gare chi fa. Si manca sui centri storici che si sti cartelli, sta segna etica, nessuno che la rispetta. Non do colpa perché io avevo, ma questa che non ragiona. Sentiamo anche il Presidente pensa, tutto sto coro, non rispettare i cartelli, ognuno esce di strada e fa le proprie regole, nebbiano che si fanno in pissai, rotonde, nessuno mette a freccia di indiani. Cioè, dove sei che vuoi arrivare? Perché manchi i controlli? Sì, no, il codice della strada adesso l'hanno inasprito e spero che una volta che vada in vigore contribuisca a ridurre queste violazioni stradali. Però, come dicevamo prima, è una questione anche di educazione in casa. È una questione di educazione a casa, perché se ai figli viene insegnato di rispettare le regole... sente e mi ascolta, Presidente, come che diceva? Con il nuovo codice della strada che si è studiato e che spero vada in porto prima possibile, si spera che questi controlli siano più efficaci. Allora andiamo a vedere anche il terzo intervento, sempre in ricordo di Giulia, che non dimentichiamo di sicuro. Sono Paola Viola e sono la Presidente dell'Associazione Onlus di Treviso, Una Mano per un Sorriso for Children. Noi da 13 anni ci battiamo per difendere i diritti dei bambini nel mondo, quindi operiamo in diverse realtà molto complesse, di particolare povertà e anche di guerra. Quindi stiamo parlando di Siria, Palestina, Kenya, Tanzania e tanti altri luoghi. Però se mi permetti vorrei dire una cosa particolare, visto che questa giornata, questa serata è dedicata a Giulia, è l'altra parte della storia che poche volte effettivamente mi capita di riuscire a raccontare, ma che tu sai perché ci segui molto. Io vorrei parlare di tutti i giovani incredibili, fantastici, pieni di talento, che ogni giorno si avvicinano all'associazione chiedendo di partire come volontari nel mondo per dimostrare il loro valore. E questa è una cosa molto interessante su cui tutti noi dovremmo riflettere, perché ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Abbiamo iniziato a farlo da tantissimi anni nelle scuole, portando queste storie di empatia che cercano di sviluppare proprio la cura verso l'altro, la cura e il supporto, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. E vi assicuro che in questi ultimi 3 anni in particolare mi è capitato molto. Abbiamo sentito anche la voce di Paola Viola, questa ragazza trevigiana che parte, che va in posti impensabili per aiutare questi bambini che non hanno niente. Lei è riuscita a costruire un piccolo ospedale vicino alla più grande discarica d'Europa. Pensate, è una cosa incredibile questa ragazza e questi ragazzi, perché
Flavio, i giovani che se, però i va dar dove chi si fida. E dove si chi si fida? E si fida nell'ambiente, andare all'estero, sugli animali, perché di che altre robe si fida poco. Secondo te hai ragione di fidarsi poco del prossimo? Ma non riesco a capire cosa che passa per la testa. A questi giovani? No, tutti, perché ne sono tanti dei bravi, Perché guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma che sia anche qui un mezzo pieno, che è fatto di giovani bravi che si dedicano anche al prossimo. E ne bravi, bravi. E ne siete bravi, Presidente, giovani nell'associazione come siete messi voi? Avete giovani, visto che si tratta di macchine, di meccanica? Sì, c'è la nuova generazione che inizia anche a contribuire. Ci sono questi ragazzi che si dedicano alle young time, li chiamano, sono auto che a loro volta vedevano da quando erano piccoli e iniziano a desiderare adesso che sono più grandicelli, che si sono fatte le patenti. Non sono le stesse auto che logicamente apprezzavamo noi, ma comunque iniziano anche nelle fiere, vediamo che partecipano. Vengono. Abbiamo in linea Dio ti salvi Perin, ciao Dio ti salvi, grazie. Ciao Mirella, grazie di cuore veramente Mirella per il tuo impegno sociale e civile, qui non finiamo più. Lunedì sera a Villa Margherita hai portato alla ribalta le associazioni, il cuore operativo della Marca Trevigiana, che conta. Davanti a Gino non ho avuto il coraggio di parlare del verme criminale Filippo Turetta, che gli auguriamo venga pestato per bene una volta alla settimana dai compagni di cella e subisca altre sofferenze, perché non può cavarsela così a guardare la televisione e a fare un cacchio tutto il giorno. Con l'augurio io dico che la Presidente Meloni convochi Mirella per ascoltarti, tu che sai tante cose importanti del nostro tessuto, del nostro territorio, assimilando per capirte meglio il disagio giovanile nelle scuole e non solo. Lo sport, abbiamo visto, aiuta tanto, come le associazioni scout, per esempio, che vanno i miei nipoti. Aiutiamoci a far maturare i nostri figli e nipoti alla vera cristianità che manca. Un abbraccio a Gino, che abbia la forza di andare avanti. Con augurio di buon Natale a tutti voi. Grazie. Grazie, Dio ti salvi Perin. Abbiamo sentito un altro, prima le donne arrabbiate, adesso un altro uomo, un altro padre molto arrabbiato per questo omicidio, femminicidio terribile che è successo. Lui era vicino al padre, a Gino Cecchettin, e non riusciva neppure a parlare, Salvi Perin, proprio dall'emozione che si vedeva in questo uomo così pacato, ma così un dolore tremendo, tanto è vero che quando è entrato nel salone nobile di Villa Margherita con tutte queste foto di Giulia, questo presepe, è stato un momento veramente di commozione, perché non se l'aspettava. Vedere così la mia bambina ben interpretata, per lui è stato un momento veramente commovente. È commovente però vedere che per la prima volta anche le associazioni si sono unite in questo abbraccio. Ecco, hanno lasciato un messaggio, c'è un libro che abbiamo messo a disposizione, un pensiero che poi daremo a fine di questa iniziativa, di questo ricordo di Giulia con il presepe, a Gino Cecchettin. Presidente, secondo lei le associazioni dovrebbero fare più squadra? No, non guasterebbe se fossero logicamente più coordinate tra loro, in modo da dividersi e da andare lì dove c'è più bisogno. No. Certo, coordinare tutti questi sforzi sarebbe una cosa in più. Sarebbe una cosa in più. Allora andiamo a vedere un altro intervento sempre a Villa Margherita. Sono persone che si trovano in situazioni di grosse difficoltà economiche e non solo economiche, persone che noi aiutiamo dando gratuitamente un giorno alla settimana. Abbiamo il nostro piccolo market che abbiamo qui in centro a Treviso e distribuiamo. Si parlava di persone che
quelle che vengono da noi vengono con una tessera, però non sono dei numeri, sono delle persone con una loro personalità, con una loro voglia anche di riscatto, però si trovano in situazioni di estremo disagio. Noi non guardiamo né al colore, ovviamente a tenersi a determinate regole di comportamento, in modo particolare la buona educazione, ma non chiediamo di più. E quindi noi svolgiamo questa attività attraverso Buonasera a tutti, intanto sono Rossi Zangarbo, presidente del Treviso Baseball e anche consigliere regionale sempre della nostra federazione. Avete sentito parlare le ragazze, noi stiamo facendo un grosso lavoro legato sia all'ascolto, a spiegare che cos'è disciplina sportiva, da non confondersi con l'agonismo, che tante volte viene confusa. Quello che sento sugli spalti è una cosa indecente, scusate, sono un allenatore a volte magari molto duro per loro in campo, ma è fargli capire esattamente dove possono arrivare. In questo senso, avete vinto una partita, è una metafora, non avete distrutto l'avversario, avete vinto. Ricordatevi, autocritica, prendere sempre degli esempi, cerchiamo di crescere, di progredire e di migliorarci. Questo è quello che dobbiamo fare, è vivere di squadra. Si vince di squadra quando si sta insieme, nessuno escluso, non esistono i panchinari. Questo per quanto riguarda il mio mondo e quello che insegno anche nelle scuole ai ragazzini che approcciano lo sport. Bisogna cambiare radicalmente lo significa il campo. Non sono 2 ore di libertà che vi abbiamo concesso, sono 2 ore che avete l'opportunità di vedere i vostri figli in campo, cosa fanno e magari avete anche tempo di discutere con loro delle loro perplessità e dubbi. Non abbandonatevi, noi non siamo la zona di deposito, siamo là per dire tutta una cosa, lasciate fare il lavoro ai tecnici, perché ci parliamo di Italia, è un mondo di tecnici, visto il calcio e tutto il resto. Io ringrazio la Mirella per l'opportunità che ci dà veramente, le ragazze che avete visto qua quest'anno si riparte a Treviso con la Serie B di softball. Vorrei dire una cosa, non facciamo solo agonismo, parliamo anche di sport, di inclusione, esiste anche il baseball per ciechi, sì, che è una squadra, vedremo di portare anche a Treviso una manifestazione di questo tipo e vi renderete conto che praticamente cosa significa fare sport, unire, vedere le persone che aiutano altre persone e si impara. Alla fine mi faccio sempre delle domande, sono io il normale o sono loro? Non voglio essere né prolisso né loro poi. Riguardo la questione di bullying, allora sicuramente mi dispiace e io ho sentito anche parlare di altri casi che purtroppo accadono tra i ragazzi e come sentivo prima dire anche da lei, secondo me appunto questo carattere aggressivo riguardo allo sport che portiamo noi sarebbe bene anche essere, diciamo, domato da altre attività e per esempio lo sport sicuramente ci educa molto da questo punto di vista e ci può insegnare tante cose, a vivere bene con le altre persone anche psicologicamente e secondo me serve molto. Sicuramente quello che è successo non è per niente una cosa bella e mi dispiace e magari se questo ragazzo fosse stato preso un po' di più non sarebbe successo, magari la sua vita sarebbe cambiata o non avrebbe pensato di fare queste cose perché sicuramente è stato un impulso che l'ha portato a fare questo perché non è una cosa normale che si fa. Grazie. Ci sei? Emi, cosa vuoi dire? Papà Gino, la Giulia, tutte queste ragazze, questi ragazzi, cosa sta succedendo ragazzi? Ditelo voi, perché noi sentiamo sempre parlare di grandi, di adulti, soloni, che sanno tutto, ma dobbiamo ascoltare voi dovete parlare, voi dovete dire quello che sentite, quello che provate, prego. Allora ragazze, allora intanto inizio con le condoglianze, mi dispiace molto per quello che è successo e sono d'accordo con la mia compagna e penso che i ragazzi hanno bisogno di sfogarsi in questo periodo duro anche dopo il Covid e debbano avere uno sfogo che possa permettergli di liberarsi appunto e di dare sfogo alle energie
che può essere appunto lo sport, in modo che possano anche imparare a relazionarsi con i loro compagni e con le altre persone. Sì, magari perché è un periodo difficile anche per loro, dopo il Covid molti ragazzi non si trovano bene, ci sono condizioni familiari che magari portano i ragazzi a non sentirsi capiti, a sfociare in comportamenti che potrebbero essere prevenuti se si accorge di un malessere interiore prima. Abbiamo sentito queste riflessioni. Allora Flavio, cosa vuoi dire? Che saluti vuoi fare dopo aver sentito e aver visto questa bellissima immagine di Giulia? Prego. Gli auguri che la roba cambia, ma le può dire che cambia. Ma se dura... papà Cecchettin cosa ha voluto dire? Questo uomo distrutto, prima a moglie, un anno fa, una malattia terribile, dopo a figlia, cioè veramente delle volte il destino è crudele. Io devo fare le condoglianze, non avrei parole che... Ma io uso molto importante per le condoglianze. Sì. Allora, io so che adesso il Presidente pensa ci deve dare una cosa. Sì, io come avevo accennato prima volevamo contribuire sostanzialmente a finanziare le vostre iniziative. Sapete che io apro le buste di fronte a voi perché è giusto vedere tutto quello che c'è dentro. Allora contiamo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 2, 4, 6, 8, 10, 900, 4, 6, 8, 10, 1000, 2, 4, 6, 8, 10, 1100, 2, 4, 6, 8, 10, 1200 euro sono arrivati questa mattina per i veneti schiacciati dalla crisi, da Flavio Milani, Nicola Milani, ma dal presidente Luigi Pensa, presidente Club Amici Auto d'Epoca di Castelfranco. Io non so veramente, perché è vero, presidente, che lei mi ha dato la busta, però la mente di questa busta è qui vicino a Mirella, che è Flavio Milani. Cosa ti deve dire la Mirella e tutti i veneti schiacciati per questo dono? E ringraziamo, vero Flavio, anche tutti quelli che donano col 5 per 1000, i contribuenti che contribuiscono. Con altri, ecco, la nostra fine è stata sempre questa, sempre quel che rentava dentro, avete visto, siamo visti ancora, cerchiamo di continuare se è possibile. Grazie, caro Flavio. Allora, Presidente, come ci saluta, che auguri vuole fare di buon Natale? E anche lei un pensiero, spero che venga a Villa Margherita a lasciare un pensiero, visto che è un'associazione a Gino Cecchettin. Cercherò di portarmi anche dietro il signor Milani. Io vorrei fare gli auguri a tutti quanti e cercare di iniziare l'anno nuovo in pace, in armonia con i loro familiari. Grazie anche al Presidente Luigi Pensa, a Flavio Milani, a Nicola Milani, a tutta la squadra di questa associazione. A voi a casa, pubblicità. Sono sempre d'accordo con le mie compagne. Il mio punto di vista è che i giovani spesso se ne parla ma non viene effettivamente preso in causa, non si prendono effettivamente questi giovani, si fa qualcosa, secondo me è la cosa più sbagliata. Dal mio punto di vista una cosa importantissima che i giovani possono fare e aiutare a crescere è, come hanno detto le mie compagne, lo sport. Perché lo sport insegna tantissime cose, non è solo a livello di salute che fa bene, ma soprattutto a livello sociale, insegna a rapportarsi con le persone, insegna a crescere. Io personalmente sono cresciuta molto con lo sport, è una parte molto importante della mia vita e insegna molti concetti che dovremmo avere tutti al giorno d'oggi per vivere bene nella società. Quindi sì, insomma, una cosa molto importante è lo sport e anche in generale per me il punto è sì, educare, come ho detto prima, creare una cultura e istruire bene i giovani, non solo parlare di istruirne ma effettivamente farlo. Grazie veramente, prego. Bella piccolina. Allora,
Io sono Ambra e allora vorrei partire con le condoglianze e concordo con le mie compagne. Allora, allora vorrei partire con le condoglianze per l'avvenimento che è successo, che penso sia una delle cose più brutte che possa succedere, e concordo con le mie compagne che lo sport può essere veramente una valvola di sfogo per i sentimenti che magari si provano in quel momento. Con lo sport riesci anche a parlare con i tuoi compagni e ad avere delle relazioni, e poi con effettivamente l'attività riesci a sfogarti. Sei stata brava, Ambra, dai, sei brava. Noi vi lasciamo parlare, voi parlate. Allora saluto altri graditi ospiti, abbiamo Petra De Zania, presidente Acto Triveneto, Alleanza contro il tumore ovarico. Pensate, questa donna che sta lottando con tutta se stessa, ma per fare anche prevenzione, per far capire a queste donne l'importanza anche dello screening, che dovrebbero farlo. Saluto anche Alessandro Padovani. Grazie Alessandro Padovani, regista, anche se sono arrabbiatissima perché mi hai mandato i cortometraggi a mezzanotte. Noi siamo una televisione, se vi diciamo gli orari devono essere quelli. Padovani, sei anche un regista, così non ho neanche questi cortometraggi, ma ci pensi? Ho il regista e non ho i cortometraggi. Allora ti penalizzo con l'obbligo di venire a scrivere un pensiero a Giulio Cecchettin a Villa Margherita per questa perdita immane di Giulia, dove abbiamo stato allestito questo enorme presepio proprio in suo ricordo. Perciò ti penalizzo su questo, perché a parte che dovrebbe essere da parte di tutti gli uomini, ragazzi, bambini, ragazze, lasciare un pensiero a questa creatura che rappresenta un po' tutte le creature che ci hanno abbandonato, ma soprattutto capire l'importanza di esserci, di fare prevenzione anche tra di voi, perché è molto importante. Però quello che chiedo a Petra, abbiamo sentito questa ultima ragazzina emozionatissima. Ecco, quando io intervisto, metto davanti a loro il microfono, ecco, l'emozione così difficile da trovare nei ragazzi e nelle ragazze, Petra, poi nel momento che devono parlare c'è talmente un'emozione grande che non riescono. Avete visto con quanta fatica ha detto 3 parole. Prego Petra. Ma allora intanto buongiorno a tutti, grazie Mirella per avermi invitata. Sì, allora i giovani sono secondo me maggiormente sensibili, emozionati, non trovano le parole appunto per questi episodi, ma perché? Perché sinceramente la loro vita, a mio avviso, è sempre un po' una vita così spensierata, no? Poi si trovano davanti a questi accaduti e non trovano le parole, perché questi sono un po' i giovani di adesso, no? Per loro fortuna o loro sfortuna, io adesso non saprei nemmeno come descriverla, perché se penso ai tempi nostri, noi ragazzine facevamo già delle battaglie, e invece adesso i giovani in tutto quello che noi facciamo non si vedono al momento dell'accaduto. Non so se sbaglio, correggimi Mirella, ma io è questo che in tutti quanti gli anni che ho seguito anche il discorso della violenza, anche con il Comune di Treviso, io i giovani non li ho mai visti. Cioè fanno rumore, ma dopo deve succedere qualcosa veramente di importante, se no non li troviamo. Sentiamo se è d'accordo Alessandro Padovani e anche sulle mie parole, come le commenta questa emozione che li blocca, che non riescono a parlare. Prego Padovani. Beh, grazie a tutti, e anzi appunto mi scuso ancora, ma purtroppo sono stati giorni un po' difficili perché anch'io ho avuto, diciamo, un dolore molto grande come quello di Giulia, cioè che un mio caro amico della mia età, di 30 anni, che è stato il montatore del mio documentario, è poi scomparso 2 giorni fa, a 32 anni, e sono dolori che questo, che come dire, non è un fenomeno di violenza come in quel caso, ma qui era, diciamo così, una cosa inspiegabile ma naturale.
e che sono difficili da processare e da capire, e mi dà l'idea che oggi i giovani si ritrovano sempre di più di fronte, ed è una cosa ingiusta e senza senso, ad affrontare dolori di questo tipo, e la spensieratezza, diciamo così, come è qualcosa che oggi non esiste più su tanti livelli, appunto su livelli personali come questo, di dolori enormi che uno si ritrova ad affrontare, e allo stesso tempo anche sociali, culturali, dal Covid, 2 guerre, veramente il cambiamento climatico, stanno accadendo delle cose in cui la spensieratezza è impossibile, e mi sembra che oltretutto i giovani, diciamo, hanno parola soltanto oppure si parla di giovani soltanto in casi, penso al Covid, quando venivano visti come i responsabili, no? Quelli che uscivano ed erano degli untori, no? Perché dovevano stare in casa e proteggere i più anziani. Quello è l'unico momento in cui si è parlato di giovani. Poi pensiamo al PNRR, quanto si è speso per i giovani, quanti progetti ci sono per progetti per giovani, per creatività giovanile. Non è stato destinato praticamente nulla di quei fondi. Quindi da un lato sono d'accordo che magari ci può essere meno rumore, ma in realtà secondo me il problema non è dei giovani, come dice la signora presente, ma secondo me il problema è della poca attenzione che viene riservata e la voce che non viene data ai giovani, e questa la ritengo, secondo me, una cosa terribile, la ritengo una cosa anche estremamente miope, perché siamo in una società veramente che pensa al momento, al giorno, e non pensa mai alla settimana dopo, all'anno dopo, a 10 anni dopo. Non si pensa mai a un progetto lungo, ma si pensa sempre a un progetto immediato, e questa la trovo una cosa stupida, semplicemente. Sentiamo come commenta Petra le parole di Alessandro Padovani. Allora, sono d'accordo in parte, perché io mi riferisco agli eventi che sono stati fatti qui anche a Treviso, ma non parlo solamente di quest'anno, non parlo per il discorso di Giulia Cecchettin. Ad esempio c'è anche Vanessa, che è accaduto ieri, perché ricordiamo anche Vanessa, non solamente Giulia. Però io parlo anche negli anni. Negli anni noi abbiamo fatto tanti eventi, però in questi eventi vengono pubblicizzati tutti quanti gli eventi, cerchiamo di coinvolgere la cittadinanza, però quando si fanno questi eventi io i giovani non li ho mai visti, le ragazze non le ho mai viste, i ragazzi non li ho mai visti. Anche quest'anno abbiamo fatto tutto il mese di novembre, dove gli eventi erano tanti, pubblicizzati, però non abbiamo visto i giovani, e questo ce lo siamo anche detto con Telefono Rosa, in effetti, perché tutti gli eventi che noi abbiamo fatto con il mese di novembre è coinvolto anche il Telefono Rosa, Centro Antiviolenza, però i giovani non ci sono tutte donne, diciamo, della mia età e oltre. Al di sotto purtroppo non li vediamo. Io adesso non so come descriverla questa cosa, perché sinceramente è un male, perché appunto i giovani dovrebbero essere quelli che rendono un futuro migliore, perché noi abbiamo bisogno di loro, perché ormai quelli della mia età, diciamolo, li abbiamo persi, nel senso non si possono più educare, ma nemmeno gli uomini, perché diciamo di educare gli uomini, i nostri, quelli della mia età, non si possono più educare per il discorso del rispetto nei confronti della donna. Adesso dobbiamo entrare nelle scuole, negli asili e iniziare da loro, però tutta quella fascia che riguarda la mia età purtroppo non si può più fare nulla. Sentiamo come commenta Alessandro Padovani. Io su questo non sono d'accordo, perché mi sembra una giustificazione. È come dire: allora non possiamo più fare niente per 40-50 anni, allora quindi tutto quello che succede di responsabilità loro è qualcosa che è normale, perché non può più essere cambiato. Io questa cosa non sono minimamente d'accordo, e sembra quasi che
soltanto i giovani adesso puntiamo solo su di loro, come se dobbiamo inculcargli qualcosa. Secondo me questo insomma, è un problema complicato, quello della violenza sulle donne, che è trasversale, che riguarda tutti, e secondo me se non iniziamo a parlarne come qualcosa che riguarda tutti, ciascuno di noi, non ne usciremo. E secondo me è un discorso diverso rispetto a quello giovanile, sono proprio due discorsi differenti. E sul problema giovanile io pongo, se loro non vengono agli eventi, secondo me sarebbe da capire perché non facciamo degli eventi anche su di loro, perché non vengono coinvolti nell'organizzazione, perché spesso si fanno degli eventi in cui loro non vengono neanche coinvolti e poi ci si lamenta perché non ci sono, ma spesso non sono indirizzati a loro, è quello che è veramente indirizzati a loro, perché non si riesce a capire il loro linguaggio, i loro pensieri, e per farlo bisogna ascoltarli, bisogna mettersi a tavolino, organizzarne uno insieme, perché allo stesso tempo ci sono sicuramente manifestazioni giovanili che sicuramente i temi principali sono cambiamento climatico e diritti civili, in cui ci sono sicuramente meno, insomma, non dico neanche anziani, ma sicuramente persone sopra i 50 anni che magari non sono interessati a quelle tematiche. Quindi... Però Alessandro Padovani, è vero, e sono d'accordo quando dici bisogna intrigarli, questo vogliono loro vogliono essere i protagonisti, non vogliono assistere, vogliono essere loro i protagonisti dell'evento. Il problema è che non riusciamo a capire dove andare a parare con loro, perché non li ascoltiamo, non li sentiamo. Io sono stata invitata su 2 istituti scolastici 20 giorni fa e devo dire la verità, nel primo ho sentito questa studentessa, dopo questa lunga paternale di tutti questi soloni che sapevano tutto, di docenti venuti da tutta l'Italia, alla fine parla questa ragazza e dice ai docenti: dovete ascoltarci di più, perché ognuno di noi è un essere a sé, noi abbiamo bisogno di ascolto. Io l'ho applaudita, sono stata l'unica, con degli sguardi atroci da parte di qualche docente, perché forse in quel momento ho capito quanto bisogno che c'è di ascolto da parte di questi ragazzi. Il problema è che non sappiamo come arrivare a loro, che non sappiamo. Il mondo del volontariato, penso, io dico sempre, siamo più di 7.000 associazioni, e qua ti do ragione, tutti divisi, il più bello, il più bravo, il più buono, tanti campanili, ma poi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano perché non riusciamo ad arrivare al ragazzo che si suicida, non riusciamo ad arrivare alla nonna a casa da sola nella solitudine totale perché non la conosciamo, nessuno ci dà il numero e l'indirizzo. Allora siamo in tanti, ma è come non ci fossimo, perché se il nostro obiettivo, quello di aiutare oppure di fare prevenzione, non arriva perché abbiamo questi caporali sopra che decidono chi invitare ai tavoli, chi non invitare, se fai parte di un certo giro politico ci sei, se no sei fuori, perché questa è la verità e bisogna anche dirlo, non andiamo da nessuna parte. E allora cosa facciamo? Ecco, un consiglio che tu ci dai, tu regista, ecco, se dovessi fare un film con le associazioni e coi giovani, da dove partiresti? Io li coinvolgerei direttamente. Io quando appunto ho fatto questo documentario Movida, che parlava proprio, in quel caso era lo spopolamento delle aree montane viste dal punto di vista dei giovani, ovvero delle persone che devono decidere se rimanere a vivere in quel luogo che si sta spopolando, che sta morendo, oppure andarsene. Io non ho voluto partire dalla mia idea su quel territorio, ma ho voluto parlare con loro, ascoltarli, capire cosa loro pensavano, quali erano i loro pensieri, e penso che sia spesso questo il vero problema, che si parte più da quello che noi vogliamo dei giovani, parlo di persone appunto di adolescenti più giovani di me, quello che noi pensiamo di loro, piuttosto che veramente mettersi con loro a parlare e capire quali sono i loro pensieri, quali sono le loro preoccupazioni, le loro paure, e a quel punto creare un evento, creare una manifestazione, qualsiasi cosa, ma insieme a loro, perché questo è l'unico modo per riuscire a fare un progetto insieme, non perché c'è sempre questa idea di noi superiori che educhiamo.
no? Educhiamo come noi in una posizione di potere, in qualche modo, di privilegio, che educhiamo loro. E invece in questi casi, secondo me, semplicemente bisogna mettersi a tavolino di fronte e parlare. E ascoltare soprattutto. E Il provare problema a è che dobbiamo delle andare cose. nell'azione cattolica per trovarli, perché là ce ne sono tantissimi, però sono là. Ma non serve, e forse non serve dove solo. li trovo? Anche Io sono le andata scuole, nelle scuole ma non li ho semplicemente più le visti. Allora cosa bisogna fare? Bisogna fare nome, cognomi, indirizzo, telefono, ti invito quel giorno a parlare, a discutere per un progetto. No, secondo me bisogna andare nelle scuole, tutte le vie, può anche essere Azione Cattolica, possono essere anche le società sportive, ci sono tanti luoghi in cui si può andare a incontrare, a parlarne, ma a creare delle cose insieme, cioè provare veramente a capire quali sono le istanze. Allora sentiamo Livio, poi ti dico cosa mi hanno detto delle ragazze a scuola in questo istituto Ricatti che sono stata invitata. Vai Livio, ciao. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, brevemente faccio una considerazione. L'ultima ragazza che è stata pugnalata, uccisa, aveva avuto un rapporto con questo kosovaro. Ma io mi chiedo, ma non bastano i nostri? Questo è veramente ha fatto un errore che le è costato la vita, ma con quella gente lì si instaura un rapporto. Sono cose incredibili. Io non lo so, l'errore le è costato la vita. Quella gente lì, mio cognato era un finanziere, si vede che aveva avuto dei rapporti con i serbi, con quella gente lì, quella razza lì, e mi ha detto sono veramente delle belve, ma la belva uccide per mangiare, non per cattiveria d'animo. Invece quella gente lì veramente sono gente belve, e questo è vero, si vede che mi aveva conosciuto qualcuno, non tanto per colpa loro, perché sono dei popoli che sono sempre stati in guerra, in mezzo all'odio, eccetera, ma perciò non tutti. Livio, scusa, hai sentito cosa ti ha detto Alessandro Padovani? Quello che ha ucciso Giulia non era un kosovaro? Ma questo, Mirella, questo non esula dal fatto che quella gente lì sono veramente belve, capisci? E questo è un altro discorso, certo, ma non c'entra niente. Questa ragazza ha commesso un errore fatale che le è costato la vita, perché quella gente lì sono belve, una buona parte, non tutti, ma una buona parte. Perciò questa è l'amara constatazione che faccio. Vi saluto e grazie. Abbiamo sentito la riflessione di Livio, sentiamo come commenta una donna, Petra De Zanet, e poi Alessandro Padovani, le parole di Livio. Prego Petra. Allora, guardando i fatti che sono accaduti in questo anno, perché siamo arrivati alle 110 vittime, ok, 110 vittime, non è giustificabile, cioè non c'è una nazionalità per quanto riguarda l'uomo violento che commette questi femminicidi, perché se guardiamo appunto a Filippo Turetta era un ragazzo dei nostri. Quindi anche questo di puntare il dito su questi kosovari oppure di altre nazionalità, io credo che non si vada da nessuna parte, perché l'uomo violento si può trovare ovunque. Sentiamo cosa dice Padovani, prego. Sono totalmente d'accordo con lei, e queste sono delle giustificazioni che ci facciamo per non essere noi presi in causa da queste cose, e invece quelli che le commettono sono persone come noi, nostro figlio, nostro fratello, nostro padre, noi stessi, cioè sono persone con la nostra vita. È questa la cosa, è qualcosa che ci riguarda tutti quanti, e dire è il kosovaro, è il serbo, è il marocchino, qualsiasi nazionalità è soltanto una giustificazione per non prenderci in causa, per evitare un problema che riguarda noi, e quando dico noi riguarda noi maschi soprattutto, e questa la trovo è sicuramente un meccanismo di autodifesa che molti fanno per non
essere responsabilizzati sicuramente, ma questo non giustifica, la trovo una cosa non giustificabile. Sai Alessandro, lo dico anche a Petra, io questa mattina da parte mia ho deciso di non parlare più di queste tragedie, perché ho fatto un pensiero terribile, che ci sia un'emulazione. Più ne parli e più casi aumentano, perché come hai detto Petra, 110, e sì, abbiamo fatto le panchine, abbiamo fatto di tutto e di più. Ecco, io penso, e non ne parlerò, l'ho detto stamattina, parlerò di cose positive, vorrò dare messaggi positivi, perché ho paura che ci sia un'emulazione. L'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Qual è il problema? Intanto me la tolgo di torno e poi si vedrà. E perciò io ho deciso questo, Petra, prego. Ma guarda, io allora dico una cosa, io sono anni che combatto contro la violenza sulle donne, perché ancora all'epoca 2013-2018, quando ero consigliere comunale con il comune di Treviso, io ho portato avanti veramente questa grande battaglia. Ma come io anche tantissime altre consigliere di varie istituzioni, di varie amministrazioni, però noi alla fine eravamo quelle giudicate. La femminista, perché quante volte mi sono sentita dire quella femminista che porta avanti solamente le donne. E poi se devo guardare al mio fianco le istituzioni non c'erano. E allora io dico, la cosa deve partire dalle istituzioni, ma non adesso perché sono accaduti i fatti, bisogna avere una continuità, cioè seriamente, e poi sinceramente bisogna cambiare anche la legge, perché è più facile uccidere, tanto questa me la tolgo di torno, come è stato detto, perché alla fine non gli accade nulla, quindi è più semplice toglierla di torno. Abbiamo Giulia in linea, ciao Giulia. Sì, Giulio. Ah, Giulio, hanno sbagliato, è il centralino. Giulio, vai Giulio. Niente, mi scusi, ho un po' di raffreddore. Niente, io ho sentito anche ieri il discorso della Iole Tassitani, quella che è stata uccisa da Fusaro. 15 anni è già libero. Cioè, qua che c'è problemi grossi. Allora, quello che io penso, non è possibile che una donna o comunque una persona faccia 30 denunce, cioè che c'è qualche problema di stalker, quelle cose lì, e la giustizia non fa nulla. E poi comunque non si è ammesso che un omicidio di qualsiasi tipo, ma specialmente questi qui, uno non è questo a Verona che altro con la televisione e a PlayStation, ma signori, ma siamo fuori, cioè ucciso un crimine, quello che ha fatto adesso è su una cella tra parentesi con la PlayStation e la televisione, cioè che se è una roba che mise, una roba improponibile solo sul suo paese, cioè le leggi bisogna cambiarle, anche perché comunque se uno sa benissimo che perseguita una donna per decenni e non gli fanno niente, e giustamente lo fa lui, lo fa l'altro, lo fa che altro e non si finita. Cioè se non si cambia queste leggi, qua avremo sempre peso. Cioè, non è possibile che uno fa violenza sessuale su un bambino che sta messo da trento elettronico e si sta alla piede libero. Cioè, ma siamo di una violenza. Cioè, se quello che mi dico è il problema, se esclusivamente è quello, bisogna cambiare queste leggi, se no sarà sempre peggio, sempre peggio. A posto e buona giornata. Allora, quello che dice Giulio in parte è condiviso da molti, perché ieri ho ricevuto molte telefonate di persone indignate di questa uccisione di questa ragazza. Sono stati condannati i genitori all'ergastolo e quello che l'ha uccisa materialmente ha preso 14 anni. Ecco, c'era un'indignazione ieri, ho detto ma cosa, ma come? Questo l'ha materialmente uccisa e ha preso solo 14 anni. Cosa vuoi dire, Petra? Ma in effetti è quello che ci stiamo dicendo, no? Cioè, alla fine lei è morta, quindi non si vedrà più, lei è lì e questo se la cava, ma 14 anni, questo gli è andato anche tanto, ma a volte accade che
in 2 o 3 anni uno esce, ma come fosse successo nulla. Cioè io è questo che dico, è per questo che appunto bisogna cambiare le leggi, perché questo fa sì che tutto continui. Senti Petra, tu invece che stai lottando per la vita, per vivere, ecco, anche con delle terapie molto particolari, molto distruttive, cosa dici a questo uomo, a questi uomini, non tutti, ma noi dobbiamo andare a parlare a quelli, perché è a loro che dobbiamo parlare, che c'è qualcosa che non va. Prima stamattina ho detto, ecco, questo uomo che ha battuto questa porta col martello, pensa a te, nessuno sentiva, nessuno è andato a vedere, silenzio assoluto, mi sembrava che, non so cosa sia successo, 20 pugnalate, ma non sono pazzi. Cosa sono? Cioè, uno che fa una cosa, cos'è in quel momento, sano di mente? Cioè, perché non riesco a capire, ma chi è il pazzo in Italia? Cioè, il pazzo è quello che esce sul Piave e uccide la ragazza che sta prendendo il sole, ma non è pazzo? Non si capisce dove si vuole arrivare con la parola pazzia. Non abbiamo le strutture per ricoverarli, perché non ci sono, l'hanno detto gli esperti, siamo presi la legge Basaglia, avrebbe dovuto avere il dopo Basaglia ma non è arrivato. Ecco, tu che stai invece combattendo, ecco, questa terribile malattia, cosa vuoi dire per vivere? Ma guarda, io dico che sinceramente, parlando della mia malattia, io dico che tutto quello che sta accadendo si parla di altre cose, perché sinceramente quando ti trovi davanti a pensare, perché soprattutto quando ti danno la diagnosi non sai quanto puoi vivere, però in noi scatta una forza micidiale e tutto quello che ti rendi conto, alcune cose che accadono come questi, dici ma che cos'è? Cioè è ingiustificabile, cioè, questa ira, questa pazzia, ma la dovremmo avere noi che ci troviamo con la morte davanti. E invece no, accade a questi, ma io sono convinta di una cosa, che tutti questi uomini sono cose che loro si portano avanti negli anni. Secondo me sono cose che comunque hanno subito da piccoli, perché uno non può diventare pazzo all'improvviso e tutto quello che accade sono tutte cose per la maggior parte premeditate. Infatti Paolo Crepetta ha detto non si diventa lupo in una notte. No, assolutamente. Quindi queste cose sono pensate, sono portate avanti per tantissimo tempo, in alcuni casi per lunghi anni. Persone uomini, maschi, ragazzini che magari hanno subito violenza all'interno delle mura domestiche, perché noi sappiamo che la maggior parte delle violenze accadono all'interno delle mura domestiche, dove ci sono dei minori. Quindi soprattutto i maschi, i ragazzini, cioè per loro diventa una cosa normale mettere le mani addosso. Ma poi guardate, io negli anni ho sentito alcune affermazioni anche da parte di alcuni uomini che io credo che anche l'aspetto culturale è molto da cambiare, da valutare, perché sinceramente sentirmi dire da alcuni uomini cosa ha avuto che sia, a che là che ho dato una battua, ma cosa ha avuto che sia dare una battua? Cioè io credo che i gesti, anche una semplice sberla, nei confronti di una donna, sia un atto che non deve accadere. Bisogna parlare, la comunicazione. Sentiamo Padovani come commenta, prego. Sono d'accordissimo con Petra, purtroppo è veramente un fatto culturale da estirpare, da cambiare e su questo sono convinto che non bisogna arrendersi ma prendere tutti i modi possibili per riuscire a fare capire certe cose. Un'altra cosa che a me viene in mente ad esempio è una
anche una cultura della sconfitta, nell'imparare a sapere accettare i no, a sapere che le cose non vanno come tu vuoi a volte. E questa secondo me è una cosa che va insegnata, perché veramente le sconfitte, i no, sono ciò che creano la nostra identità. E far imparare a dei ragazzi fin da piccoli ad accettare, a capire questa cosa, quanto sono importanti, è qualcosa che veramente bisogna fare, bisogna trovare i modi per farlo. E io sono convinto che su questo anche il cinema può essere una via importante. Pensiamo al film della Cortellesi, Adesso domani accadrà, che è riuscito a trovare un modo nuovo di commedia, anche divertente, per riuscire a parlare di questa tematica e a raggiungere un vastissimo pubblico. Secondo me dobbiamo trovare tanti modi diversi per riuscire a portare avanti, ecco, questa anche veramente una cultura della sconfitta e dell'empatia. Questo allora è io il fatto. adesso andrei proprio alla scuola di formazione dell'Irigem, di questa dirigente che forse ha capito cosa bisogna fare. La ringrazio tantissimo. Andiamo a sentire cosa sta succedendo all'Irigem e cosa hanno deciso di fare. Andiamo a vedere Irigem psicoterapeuta. Parlare è un bisogno, ascoltare è una necessità, non facile, non da tutti, ma per tutti, perché è dall'ascolto che si capisce, che si cresce, che si cambia, è con l'ascolto che le distanze vengono ridotte, azzerate, fino a toccarsi per tendersi una mano a vicenda. Ecco perché Irigem ha ideato e voluto promuovere il progetto Genitori Scuola Parliamo Insieme, un'iniziativa che si articola in 2 incontri per ogni trimestre fra piccoli gruppi di genitori degli allievi di ognuna delle classi prime di Irigem, che con il supporto di uno psicoterapeuta parlano e si confrontano sulle difficoltà che oggi emergono nel rapporto fra genitori e figli, perché l'adolescenza è un momento di trasformazione, di cambiamento, e in questa fase spesso gli equilibri familiari vengono sconvolti. L'idea portata avanti dagli operatori di Irigem si caratterizza per 2 aspetti che rendono questo progetto avanguardistico, diverso dagli altri. Irigem ha scelto infatti di coinvolgere i genitori, di partire da loro e di farlo con un metodo e una tipologia di ascolto diretto, diversa per ogni singolo caso. Non si parla ai genitori, ma con i genitori, coinvolgendoli singolarmente, perché ogni storia ha una sua storia. Per far crescere il progetto Genitori Scuola Parliamo Insieme sono stati coinvolti anche gli insegnanti e numerose aziende del territorio che hanno potuto e che potranno sostenere questo percorso, perché questo è un viaggio da fare insieme, è un investimento sul futuro a cui altri imprenditori possono prendere parte, poiché questo è un progetto che non gode di finanziamenti pubblici, ma nasce e cresce grazie proprio all'impegno di Irigem e delle aziende. Abbiamo colto subito questa idea che secondo me è molto bella, perché nelle scuole molto spesso si insegnano le materie, giustamente, si insegna a far di conto, si insegna a scrivere, a leggere, ma non si insegna a diventare i futuri cittadini. Questa è un'opportunità in più che diamo loro attraverso i genitori. Credo tantissimo nel ruolo dell'imprenditoria anche nella formazione dei giovani. Sembra che il ruolo del genitore debba essere formato, perché non è facile farlo. Ben venga se ci sono degli aiuti esterni di professionisti che ci supportano in questo. Ed è, come detto, l'ascolto il vero punto di forza e di partenza per le famiglie, per la scuola e per gli imprenditori. Molte volte lanciano dei segnali, bisogna coglierli, bisogna ascoltarli, bisogna vedere cosa vogliono i nostri figli, e a volte veramente basta un ascolto, basta esserci, e per loro è già tanto. I primi incontri con lo psicoterapeuta hanno già fornito indicazioni utili con puntuali report inviati anche alle aziende e con tanti genitori che hanno preso parte agli appuntamenti, lavorando in piccoli gruppi e spiegando che vorrebbero riuscire a comprendere di più i loro figli, imparando anche a imporsi. Gli altri grandi temi toccati dai genitori riguardano il poco tempo a disposizione per condividere la quotidianità in famiglia, affrontando anche la dipendenza dai social e dalle tecnologie. Riconoscere un problema è il primo passo per risolverlo, insieme, come Irigem ha capito e come Irigem sogna di continuare a fare.
Allora, Alessandro Padovani, come commenti questa iniziativa con questo servizio che abbiamo visto? È proprio in linea con quello che stavo dicendo, è esattamente iniziative così che c'è bisogno di portare avanti, perché bisogna veramente iniziare a pensare la lotta alla violenza contro le donne in un modo diverso, ecco, partire dal basso, partire da iniziative, da eventi, che coinvolgano i giovani e che gli permettano di, come dire, mettersi in prima persona, che non siano soltanto delle iniziative magari calate dall'alto, ma che riescano a coinvolgerli in prima persona. Pieni voti a questa iniziativa dell'Irigem. Totalmente. Sentiamo anche Petra, perché il tempo corre, ormai siamo in chiusura. Vai Petra. Ma guarda, io la vedo veramente una bellissima cosa, anche perché sinceramente è l'ascolto. Io ti dico che con la mia patologia ho dovuto anch'io rivolgermi a un psicologo, psicoterapeuta, ma non per me stessa, ma bensì come rapportarmi nei confronti dei miei 2 figli, perché io sono madre di 2 figli e al momento che loro si sono trovati con una mamma a casa perché purtroppo ammalata con le chemioterapie, c'è stato veramente un disastro all'interno delle mura domestiche. Quindi io come madre mi sono fatto un esame di coscienza e ho detto: ma adesso chi è che ha ragione? Aspetta che vado da un psicologo, psicoterapeuta a farmi aiutare. E questa cosa mi ha cambiato la vita all'interno delle mie mura domestiche. Allora Petra, un'altra cosa che volevo chiederti, l'appello per la prevenzione di questa malattia terribile che magari viene anche sottovalutata, non partecipata, tu ce la stai mettendo tutta, ma bisogna anche supportarti, ascoltare quello che dice e supportare queste iniziative. Prego Petra. Ma sì, veloce. Allora, come voi sapete, la nostra associazione è Associazione Alleanza contro il tumore ovarico e tumori ginecologici. Per quanto riguarda soprattutto il tumore ovarico, è quel big killer chiamato, perché non c'è una prevenzione, cioè non c'è uno screening di prevenzione. Quindi io consiglio alle donne, ma non solamente, anche i medici, oncologi e ginecologi, perché noi abbiamo i medici al nostro fianco, perché fanno parte dell'associazione, di consigliare alle donne di volersi più bene, di fare un'ecografia almeno una volta all'anno. Questo è il consiglio di prevenzione che io do, perché sicuramente questo è un salvavita. Donne, vogliamoci bene. Giusy, veloce perché sono in chiusura, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno a tuoi ospiti. Allora Mirella, dico solo una cosa, queste trasmissioni che stanno facendo come Uomini e Donne e Grande Fratello, che sono anche a letto, manca solo la telecamera sotto le lenzuola. Questi giovani, la vita non è questa, con litigi e cambiamento di ragazzi e di ragazze. Beh, fanno solo per fare audience e chi li guarda? Non dico niente perché io non li guardo quelle schifezze là. Cosa possono imparare i nostri giovani vedendo quelle trasmissioni? Dico solo questo, vi ringrazio. Grazie Giusy, allora io ricordo chi vuole visitare il presepio dedicato a Giulia Villa Margherita, sabato e la domenica, sabato dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 18 e domenica uguale, sarà aperto sia il giorno di San Stefano che il primo dell'anno e l'Epifania. Venite a scrivere un messaggio a questa famiglia disperata, a questa Giulia che rappresenta tante Giulie. Quella sera c'era solo Giulia, non era successo ancora il caso di Vanessa, però adesso c'è anche Vanessa, però noi dobbiamo ricordare, cercare di migliorare e parlare a quegli uomini che forse non sentono. Grazie a Petra De Giannet, Presidente Acto Triveneto, Alleanza contro il tumore ovarico. Grazie a Alessandro Padovani, regista, che inviteremo ancora per vedere questi cortometraggi che sono arrivati ma non abbiamo fatto tempo a caricarli. Grazie anche a voi. La posta di Mirella. Just like a turnip, fix a fall right at your
you. We go now to heat number 172, the dance is Rumba. Ballroom A, we have a 7-couple final, ballroom B. So panel B, you have a 2-couple final, 283 and 289. The rest are separate events. 294, 234, and 233. Thank you. Here we go. Cha-cha music, please. We go